Ringrazio tutti gli intervenuti a questo convegno di essere qui. Il convegno è il ritorno del lupo sulle Alpi orientali, un mondo che cambia. Questo sottotitolo è interessante, c'è un punto di domanda, dovremo capire se è veramente un mondo che cambia o se questo ritorno non porta a nessuna conseguenza, ma mi sembra che insomma i fatti testimoniano che il mondo da quel punto di vista sta un po' cambiando. Il convegno si sviluppa in questa mattina con molto fitto di interventi e dunque io direi di non perdere tempo, anzi cercare di recuperarlo, e ringrazio prima di tutto l'amministrazione provinciale di Belluno e l'ente fiera di Longarone. Chiamo per un saluto il vicepresidente dell'ente fiera di Longarone, Giorgio Bosa. Buongiorno a tutti, confermo che la vostra presenza a Longarone Fiere non solo è gradita, ma è un onore avervi come partecipanti e soprattutto avere questi convegni della massima importanza che riguardano il mondo della caccia, il mondo venatorio, ecco, in particolare. Ringrazio tutti i relatori, in particolare il delegato della provincia Franco De Bon, che vedo qua in prima fila, il responsabile della festa del cacciatore Raffaele Riposi, che ci dà la possibilità nella loro veste di organizzare questa festa che è credo un momento saliente della stagione venatoria. Non vi rubo altro tempo e vi auguro buon lavoro. Chiamo per un saluto Franco De Bon, sindaco di San Vito di Cadore e consigliere con delega per caccia, pesca e minoranze linguistiche della provincia di Belluno. Buongiorno a tutti, grazie di essere così numerosi. Non voglio togliere spazio ai relatori, che ringrazio per essere qui presenti, però due considerazioni sul tema di oggi. Il lupo, questo grande fenomeno naturale che sta interessando tutte le Alpi e non solo, e di questa specie che è stata domesticata, mi pare, poi magari i relatori mi correggeranno, 14.000 anni fa, è stata la prima specie domesticata di cui sopravvive anche il tipo ancestrale e da cui discendono tutti i cani che abbiamo.
è tornato, ma la conoscenza di questa specie secondo me l'abbiamo attraverso le favole, le leggende, qualche articolo di stampa, non me ne vogliano i media, che descrivono come orribile, no? Qualche titolo importante e forte, oppure ultimamente dai social, dove tutti quanti si sbizzarriscono. Ecco. Noi abbiamo fatto questo incontro perché vorremmo affrontare questo tema importante, naturale, dicevo prima, dal punto di vista scientifico. Abbiamo chiamato le migliori risorse che avevamo sul territorio, che ringrazio veramente per essere qui, per affrontare questo tema in maniera non ideologica, non di pancia, ma in maniera scientifica. E credo che sia l'unico approccio possibile. Quando siamo insediati con la Giunta Padrin qualche tempo fa, i colleghi degli uffici mi hanno detto: dobbiamo fare informazioni, dobbiamo dire qualcosa su questo tema. E sì, io non sono in grado di dirlo, dobbiamo chiamare chi se ne intende di fare questa cosa, e oggi sarà il momento di farlo. E non ci saranno solo i relatori che ci daranno informazioni corrette sugli ultimi avvistamenti, su quello che sono i sistemi anche di gestione di queste specie, ma oggi abbiamo invitato anche i cosiddetti portatori di interesse, cioè quelle categorie di persone che a vario titolo sono influenzate da questa specie. Le categorie, abbiamo fatto una breve analisi, sono tante, in particolare gli allevatori, no? Vediamo tutti i giorni sul giornale qualcosa, ma anche i cacciatori, ma anche gli operatori turistici. Ma io direi, ieri abbiamo fatto un incontro con i colleghi degli uffici, siamo andati in prefettura per parlare di un altro tema. Credo che qualsiasi cittadino si chiede: ma se vado a farmi un giro sul Nevegal col mio cagnolino, cosa mi può succedere? Ecco. Credo che sia importante dare delle informazioni corrette anche a queste persone. Ecco. E perché vogliamo fare questo convegno? Perché attraverso la discussione che verranno anche da queste categorie vorremmo cercare se la convivenza è possibile. Ecco, io 30 anni fa ero seduto insieme ai colleghi della Polizia Provinciale e ci siamo interrogati appunto su tante cose, siamo andati molte volte a scuola, siamo andati alle università, ci hanno detto che più gli ecosistemi sono complessi e più sono stabili, e quindi paradossalmente è un miglioramento, no? Che ci arrivi una specie nuova a completare la piramide, no? Poi però sappiamo anche che ci sono gli allevatori che mantengono i nostri habitat. Mi viene in mente, ho visto prima l'ordine dei forestali, mi viene in mente quando abbiamo studiato i SIC e ZPS, questa splendida fioritura delle orchidee, no? L'habitat 6210, vado a memoria, mi pare che no? Festuco, Prometalia, queste cose qua, e quindi voglio dire dovremo conservare anche questo tipo di habitat insieme magari al lupo. Ecco. Io spero che da questo dibattito escano delle indicazioni, perché chiaramente non potranno essere gestite a livello di provincia, ma dare un piccolo contributo perché a livello almeno italiano o a livello alpino vengano avanti delle proposte. Grazie molte. Chiamo ora Orazio Andric, presidente dell'Ordine di Dottori Forestali, per un saluto. Ecco, agronomi e forestali, siamo interessati ovviamente al tema, non soltanto per i nostri colleghi che sono specialisti e si occupano materialmente di questo argomento, ma anche tutta la categoria, e quindi è evidente la connessione con le foreste, con l'agronomia, con i pascoli, con le praterie, con l'ecosistema montano e tutti gli aspetti in cui questo ecosistema si rappresenta nella nostra provincia, compreso anche quello umano, perché abbiamo le idee belle, diciamo, e chiare su com'è il modello di un ecosistema, ma come si coniuga concretamente con la presenza umana bisogna vederlo caso per caso. Quindi l'atteggiamento più possibile razionale di vedere la verità
com'è le cose che si sanno, le correlazioni che vanno a toccare anche altri elementi che per il momento ci preoccupavano di più. Il lupo sì, è un elemento delle fiabe, però nella cultura italiana è anche qualcosa di più, non per niente c'è Romolo e Remo furono allattati da una lupa. Sembra che la lupa potesse essere anche non soltanto una femmina del lupo, ma anche qualcos'altro. Comunque abbiamo dimestichezza. Io stesso da bambino, come tanti bellunesi, sono stato via, in quel caso mio padre faceva dei lavori in Calabria e quindi ricordo da bambino il lupo era una roba, diciamo, ordinaria, tant'è che io ero molto amico di un cane che era un cane celebre proprio contro i lupi. Dirò che a quei tempi comunque non era il lupo la cosa più pericolosa di quelle montagne della Sila. Quindi la scelta di come convivere passa attraverso aspetti scientifici, tecnici, umani e anche il tipo di persone e di popolazione che noi vogliamo. Certamente dovremo rispondere se è più preoccupante a una famiglia mandare i bambini in bosco perché c'è il lupo o perché ci sono le zecche. Quindi questo quesito si innesta in un argomento molto più complesso in cui siamo interessati, siamo contenti di questa opportunità che avete offerto e che raccomandiamo sempre di tenere al massimo livello scientifico, così come state facendo. Grazie. Bene, non chiamo l'assessore Pan che non vedo ancora in sala, lo faremo terminare e far sintesi di questo convegno al termine degli interventi di tutti gli intervenuti. Come primo intervento programmato c'è quello del Club Alpino Italiano, il rappresentante in questo caso sono io sono il referente del gruppo Grandi Carnivori del CAI e vogliamo un po' portare quello che fa il CAI e perché il CAI si occupa per i soci di questo ritorno. Allora, il CAI si occupa dei grandi carnivori in generale, ma anche ovviamente poi di primaria importanza il lupo, verso i soci, perché il ritorno di questi animali è visto dal Club Alpino Italiano come un evento di rilievo che, come è stato detto anche da Franco De Bon prima, ricompone tutti i tasselli dell'ecosistema montano. E perché poi il CAI nel suo statuto, sapete che il CAI è la più vecchia associazione d'Italia, più di 150 anni, con 300.000 soci, all'articolo 1, cioè quello più importante per noi, tra le altre cose, e come scopi e finalità, abbiamo quello della conoscenza, lo studio delle montagne, specialmente di quelle italiane, e la difesa del loro ambiente naturale. E dunque, per forza di cose, no, è un aspetto che dobbiamo considerare. E perché il CAI nel limite del suo ruolo e verso il suo corpo sociale cerca di contribuire all'instaurarsi di quella coesistenza che è stata accennata. Sappiamo che è difficile, sappiamo che è complesso, però non portando né favole né paure, ma cercando di mantenersi con un equilibrio su questi aspetti. Noi cerchiamo di essere ponte e mediatore con tutti, non ci schieriamo né a favore totalmente del lupo né contro il lupo. Il lupo è una realtà, una presenza faunistica importantissima che deve rimanere nelle Alpi, ma deve rimanere in un contesto antropizzato, dunque deve trovare un suo equilibrio, una sua posizione. Questo non è quello che dico io, ma questa cosa il CAI l'ha poi valutata e resa praticamente fatta propria dal Consiglio centrale nell'ottobre del 2016 e io volevo tra le varie cose che è stato scritto, ho sottolineato in rosso, la ricostituzione di popolazioni vitali e socialmente accettate. Vitali vuol dire che si autosostengono senza il bisogno di interventi dell'uomo, però socialmente accettate vuol dire che devono essere accettate dall'uomo, perché a lungo andare, se non sono accettate dall'uomo, queste specie pian pianino verranno poi ad avere dei grossi problemi. Il gruppo Grandi Carnivori non è altro che una serie di soci appassionati e competenti che nel momento in cui è stato chiesto al CAI da parte del progetto Life Wolf Alps di diventare supporters del progetto, hanno deciso di fare un passo in più e non di mettere soltanto una firma, ma di poi essere operativi anche oltre il progetto, sempre verso il corpo sociale.
Cosa facciamo? Cosa abbiamo fatto in questi anni? Cerchiamo di fare una divulgazione corretta, la più laica possibile, cercando di mettere in evidenza sia gli aspetti positivi, la biologia del lupo come sappiamo, ma sia anche quali sono le problematiche. Anzi, devo dire che molto spesso attraverso le nostre conferenze, che sono state più di 80 dal 2015, con la presenza di 5.000 soci e persone interessate, molte volte, soprattutto in pianura, nelle zone, località lontane dalla realtà e dalle problematiche del lupo, i cittadini sono venuti anche a conoscenza che ci sono dei problemi, non è soltanto una cosa, no, semplice e bella, ma ci sono tante sfaccettature, tante sfumature che bisogna considerare. Abbiamo poi cercato di organizzare dei convegni, delle giornate studio proprio per i soci a livello nazionale, con una risposta eccezionale, con 10-15 regioni interessate, più di 50 sezioni diverse ogni volta, a partire, ne abbiamo fatte 3 sul lupo e una sull'orso, girando un po' tutta Italia, Bergamo, Torino, Trento, Bologna, il prossimo anno sarà in Veneto, e dunque vedremo, ecco, di continuare su questo lavoro di informazione corretta. Qui alcune foto. Poi abbiamo, ecco, sempre i soci hanno avuto l'intuizione, l'idea di fare una mostra itinerante sui grandi carnivori, che è esposta anche qui in fiera, ringrazio l'ente fiera e la provincia di Belluno che ci ha dato la possibilità, che parla di questi animali, non soltanto della biologia e dell'ecologia, ma anche del rapporto con l'uomo nella storia, di quali sono le problematiche, di quali sono attualmente le leggi che li tutelano e di come ci si deve comportare in caso di incontro, perché i nostri soci sono soprattutto escursionisti e alpinisti, vanno nel territorio per passione personale, per realizzare delle attività, però può capitare che incontrino questi animali ed è importante sapersi comportare bene. Sappiamo che gli incontri che poi degenerano, soprattutto con l'orso, creano grandi problemi all'orso, non soltanto all'uomo, perché poi si scatena tutto quello che sappiamo, quel delirio collettivo e non fa bene sicuramente all'orso. Questa mostra è stata visitata da circa 15.000 persone ed esposta in 40 località di tutta Italia e sono state moltissime anche le scuole e i ragazzi che sono venuti a visitarle, anzi c'è stato un interessante sviluppo, cioè che i professori delle volte facevano studiare la mostra a alcuni allievi che poi facevano loro da ciceroni alla scuola e dunque era un modo perché fossero protagonisti della cosa. Abbiamo realizzato poi un opuscolo di 48 pagine che non sono altro che i testi e le foto della mostra e un opuscolino invece un pieghevole per spiegare ai soci come comportarsi in caso di incontro e il perché del ritorno di questi animali. Poi ovviamente essendo molto capillarmente in escursione o in giro per il territorio capita che i soci trovano, come molti altri, i segni di presenza, le predazioni, le impronte eccetera, dunque le comunichiamo agli enti preposti perché possano avere un quadro migliore, più segnalazioni hanno meglio possono studiare le cose. E poi alcuni soci partecipano anche al monitoraggio su chiamata ovviamente degli enti competenti. Nessuno si inventa di andare a fare cose da soli, ma se chiamati forniamo l'aiuto, altrimenti è una cosa che si fa così per passione. Abbiamo organizzato non moltissime volte però delle uscite in ambiente per studiare e conoscere meglio questi animali e soprattutto i segni che lasciano il territorio e abbiamo creato l'anno scorso, grazie a una convenzione con la Regione Veneto, il gruppo operativi di CAI Veneto, che è un gruppo di circa 60 soci che è disponibile su chiamata della Regione ad andare ad aiutare gli allevatori a installare dei recinti, dei sistemi di prevenzione. L'anno scorso abbiamo fatto poco, speriamo quest'anno di riuscire a fare di più, ma ecco, è un volontariato puro, cioè noi andiamo lì, mettiamo la manodopera e basta, e facciamo su chiamata e su indicazione dei tecnici. Abbiamo poi fatto dei comunicati stampa all'interno del CAI che sono stati ripresi a volte anche dalla stampa nazionale, abbiamo avuto interviste e altre cose che ci hanno messo anche, non dico in difficoltà, ma comunque ci hanno buttato sotto i riflettori quando noi insomma comunque cerchiamo di lavorare per i nostri soci, però il CAI insomma ha un certo peso e dunque era inevitabile che questo accadesse. Collaboriamo con Progetti Life e altre associazioni che sono interessate a questi temi ed per concludere volevo un attimino fare alcune riflessioni. Secondo noi del CAI è necessario che ci sia un dialogo laico, serio e franco su questi temi che a partire da dati scientifici si sviluppi coinvolgendo tutte le parti interessate al fenomeno. Mi sembra che è quello che si fa oggi,
che si sta cercando di fare in tutti i modi, ed è l'unica strada, secondo me, che può portare a qualcosa. Un confronto libero da ideologie e posizioni di parte, perché sappiamo che quando ci mettiamo, ognuno di noi ha la sua idea, se ci mettiamo a scontrarci dalle nostre idee non ne veniamo fuori assolutamente, ma intanto il lupo continua la sua strada, non è che si ferma o che può migliorare o peggiorare la sua situazione con le nostre baruffe. Una visione complessiva che abbia l'obiettivo di mantenere popolazioni vitali ma socialmente accettate dei carnivori in territori antropizzati come quelli alpini. Ecco, questo è importante. La visione deve essere quella di mantenere tutto il mosaico che c'è nelle Alpi attualmente, dalla cultura, dalle attività tradizionali, ma anche dalla sua parte di natura più selvatica. Una corretta informazione senza allarmismi e titoli ad effetto da parte di giornali, televisioni, social network. Purtroppo questa è una piaga, lo devo dire, ma assolutamente nei giornali non si fa altro che leggere cose un pochettino esagerate. Insomma, se il lupo sbrana 2 caprioli, non si può mettere il titolo sbranati 2 caprioli, perché non mangia patatine, mi dispiace. E poi sui social network, sappiamo, su tutti i temi c'è una battaglia, c'è lì veramente, meno male che dal computer non escono i colpi di pistola, altrimenti c'è una guerra vera e propria. Questa informazione deve supportare e appoggiare realmente un percorso serio su questi temi e che non demolisca ad ogni occasione quello che si è creato per vendere qualche copia in più o per un like in più. Evitare di sfruttare la situazione per cercare consenso politico o visibilità personale. Sia i politici che le persone comuni devono evitare di cavalcare l'onda del lupo, ma lavorare perché questa cosa si possa risolvere, altrimenti veramente non facciamo niente. Ognuno, nel rispetto del proprio ruolo e responsabilità, faccia un passo verso una visione equilibrata e condivisa che miri alla convivenza tra la fauna selvatica e l'uomo, con particolare attenzione verso le attività tradizionali e le situazioni marginali e più vulnerabili, perché alla fine sono le attività, gli allevamenti più piccoli, quelli che veramente lavorano e vivono in montagna, che subiscono veramente i danni. Le grosse aziende possono in qualche maniera cautelarsi, ma ecco, dunque c'è tanto da fare e c'è bisogno veramente di un clima più sereno e collaborativo. Io ho concluso, spero di aver recuperato anche qualche minuto e adesso passo la parola a Paolo Molinari, che ci parlerà della biologia, l'ecologia e l'etologia del lupo e l'impatto sull'ecosistema alpino. Paolo Molinari dal 1986 svolge attività di ricercatore faunistico e di consulente per progetti naturalistico-ambientali in Italia e all'estero. È ricercatore faunistico, esperto di grandi mammiferi carnivori, studia e realizza progetti di conservazione sulla fauna da oltre 20 anni. Buongiorno a tutti. Buongiorno alle autorità, a tutti i cacciatori. Contrariamente a quello che ha detto il consigliere Franco De Bon, io non farò una disamina scientifica del lupo, anche perché ho immaginato che non è la platea per parlare, diciamo, in maniera scientifica, però le conoscenze scientifiche saranno alla base di questa analisi generale del lupo. Io avevo preparato una cosa più, diciamo così, nel contesto di quelle che sono le problematiche che il lupo oggi pone con il suo ritorno. Storia e storia del lupo. Il lupo è un ritorno a casa. Da quando l'uomo ha iniziato a domesticare, ad allevare animali, ha iniziato anche a perseguitare i predatori. Allevamento allo stato brado e grandi carnivori è una cosa che non funziona bene insieme, per questo il lupo è scomparso dalle nostre montagne. È legato anche a una questione di miti e favole. Da sempre i grandi carnivori hanno stimolato la fantasia dell'uomo e che li ha affrontati anche spiritualmente, trasmettendo su di loro desideri e paure, a volte in un processo negativo, a volte positivo. Sino ai giorni nostri siamo affascinati comunque dalle proprietà di questi animali. Il lupo è un predatore selvatico, è uno dei simboli per eccellenza come animale selvatico. Si dice di lui che è scaltro. In realtà si tratta solo di una percezione per un animale comunque intelligente ed adattabile. Nessun'altra specie è stata perseguitata come il lupo dall'uomo. Il concetto di wilderness, di natura selvaggia. Tendiamo ad associare i grandi predatori con foreste incontaminate e molto estese. Per questo ci riesce spesso difficile immaginare che una specie come il lupo possa tornare a vivere nei nostri ambienti. Il lupo è riuscito a sopravvivere
a sopravvivere ritirandosi in ambienti molto remoti, ma non perché lì stava meglio, ma semplicemente perché lì era meno perseguitato dall'uomo. In realtà non è legato ad ambienti incontaminati, ma è capace di vivere anche in ambienti molto antropizzati. Sempre più uomo e sempre meno spazio. Le Alpi, e questo è un concetto importante per tutta la gestione e conservazione della fauna, sono la catena montuosa più antropizzata del mondo. Il Bellunese in questo non fa eccezione. Il tasso di colonizzazione, urbanizzazione, quindi antropizzazione continua a salire. Si pone la domanda: ma in un mondo così c'è ancora spazio per il lupo? I grandi habitat contigui sono importanti per i predatori, come per gli ungulati, per le altre specie. Habitat isolati dovrebbero essere connessi, ma il trend va in un'altra direzione. Questo vuol dire che i lupi possono sopravvivere solo nei parchi nazionali? Direi di no, anche perché le popolazioni di grandi mammiferi hanno bisogno di grandi spazi, ci impongono di ragionare in grandi spazi, di ragionare in grande anche oltre i confini amministrativi, non solo provinciali, ma anche regionali e nazionali. Animali domestici, facili prede. Gli animali domestici al pascolo brado rappresentano una facile preda per il lupo. Per questo è antipatico a molti. Tuttavia una convivenza è possibile, anche se va detto chiaramente non facile. È facile per chi vive in città dire bello, torna al lupo, ma per chi vive sulle malghe, per chi ogni giorno deve confrontarsi con più lavoro, con più perdite, non è così semplice come tanti che vivono la natura attraverso le riviste patinate o i documentari di Geo in Geo, la vivono quotidianamente. Grandi carnivori ed attività venatoria. Ovviamente non solo gli allevatori, ma anche i cacciatori considerano il lupo un problema. Perché? Perché predano la loro, tra virgolette, selvaggina, caprioli, cervi, camosci e non solo. Insomma, il potenziale per i conflitti non manca. Futuro incerto. Il lupo è una specie protetta, la sua protezione è stata la sua salvezza, oggi è una specie che sta bene, si espande, ma con il suo aumento aumentano i problemi. La protezione integrale, si pone la domanda, quindi è ancora necessaria e soprattutto è ancora davvero la sua migliore tutela? La protezione integrale è positiva, ma una oculata gestione sarebbe ancora meglio. L'attenzione è la doverosa tutela per la cosiddetta scatola di porcellana. La previsione e la prevenzione sono tuttavia le migliori basi per una serena convivenza a lungo termine tra uomini e predatori. Questo non vuol dire nient'altro che bisogna avere il coraggio di pensare diversamente, che il lupo è una specie che va gestita anche attraverso dei prelievi. La gestione dei grandi mammiferi carnivori. Almeno da quando sono ritornati tra di noi a colonizzare i nostri territori, anche allevatori e cacciatori parlano di piani di gestione. Ma che cosa significano? Piano di gestione per la fauna non è un semplice piano che regola le densità o risolve i conflitti eliminando le specie o gli individui problematici. Piano di gestione è molto di più. Raccoglie in sé tutte le misure necessarie e utili a gestire, a salvaguardare correttamente le diverse specie. Cosa vuol dire correttamente? Correttamente significa secondo quanto prescrive la legge innanzitutto e nel rispetto delle esigenze vitali delle specie da conservare, ma anche dell'uomo, perché alla fine, per quanto vogliamo bene alla natura, per quanto io ami la natura, l'uomo viene prima. Un piano di gestione quindi si rivolge all'uomo, colpito dalla presenza di certe specie, nella stessa misura in cui si rivolge alle specie da salvaguardare. Questo è il principio di gestione che porta o che può portare a una convivenza e coesistenza. Proviamo a cambiare il taglio dell'argomento. Perché il lupo è tornato e si sente a suo agio nelle Alpi, nel Veneto, nel Bellunese? Non certo per le pecore e le vacche, queste ci sono anche nelle zone da cui è arrivato e forse anche in misura maggiore, non per cervi, camosci e caprioli, anche questi sono presenti in gran parte nelle aree di provenienza del lupo e in molte delle aree anche in densità maggiori. Sono tornati innanzitutto perché sono stati protetti, perché è un processo naturale, ma anche perché la natura selvaggia non è presente solo nelle aree protette, ma anche fuori, nonostante molte cose che non hanno funzionato
ci troviamo di fronte anche fuori dai parchi nazionali ad aree ben tutelate, selvatiche. Abbiamo buone densità di ungulati come base alimentare. Anche specie sensibili come i tetraonidi trovano ancora buone aree di rifugio. E in questo, tasso di biodiversità, che è una delle cause che permette tutto ciò, boschi misti, rinnovazione naturale, che sono ampiamente diffusi e rappresentano habitat idonei, il lupo ha trovato una condizione idonea. Nonostante la presenza di ampi areali selvaggi, utili ai tetraonidi e agli ungulati, spesso si sostiene che nelle Alpi non ci sono più spazi per ospitare i grandi carnivori. Ma perché? Se vediamo immagini come questa, una delle migliaia che si potrebbe fare, a parte che nel fondovalle forse c'è un po' di antropizzazione, però gli spazi sono ampi, perché i lupi, secondo voi qui, non dovrebbero avere degli spazi utili? Perché non è solo una questione di spazi disponibili, ma di come questi è possibile convivere utilizzando in parte le stesse risorse. Facciamo un esempio molto semplice. Una grandezza ideale di una popolazione, in questo caso ovviamente di lupi. In alto a sinistra vedete un contenitore. Questo contenitore, al suo livello più alto, rappresenta la densità biologicamente possibile di lupi. Però noi dobbiamo ragionare su una densità socialmente tollerabile, che sono due cose diverse. La densità biologica possibile, la cosiddetta capacità portante dei lupi, per esempio nel bellunese, è molto più alta della densità socialmente tollerabile. Tra teoria e pratica, ci sono delle differenze. Il livello di tolleranza è presto raggiunto quando chiaramente iniziano le predazioni, soprattutto sui domestici. Così, a fronte di un territorio utile come habitat per il lupo di circa 8.500 km² in Veneto, 3.600 in provincia di Belluno, considerando le densità note dei lupi in zone idonee simili a queste, potremmo dire che un centinaio di individui potrebbero vivere nel Veneto, circa 35-40 nella provincia di Belluno. Riuscite a immaginarvi questi numeri? Riuscite a immaginare di convivere con questi numeri? Questi calcoli teorici, di fatto corretti e realistici se li consideriamo in sola chiave biologica, lasciano però il tempo che trovano se facciamo un'analisi ecologica più ampia, perché ad oggi vediamo che già un numero molto inferiore di questi già hanno un livello di tolleranza che è messo in crisi, che tuttavia negli anni può cambiare. Vediamo un po' il lupo nel dettaglio. Il lupo rappresenta molte cose. Cos'è il lupo? Vi può sembrare una risposta stupida, ma il lupo è il lupo. Tuttavia vedere il lupo solo come un animale a noi uomini riesce difficile. Gli attribuiamo diversi tratti caratteriali, aggressività, è sanguinario, subdolo, scaltro. Sono tuttavia delle proprietà tipicamente umane che noi proiettiamo su questa specie. L'immagine della bestia arriva da culture di allevatori le quali per la protezione degli animali hanno fatto tanto perché vivevano di questi animali, come le popolazioni del Nord America. Lì il lupo viene adorato, glorificato. Anche nella nostra vecchia cultura e mitologia romana al lupo è riservato uno spazio speciale. Non solo la lupa già citata prima, ma la stessa battuta in bocca al lupo ha un significato culturale molto ampio, perché si dice perché non c'è un posto tanto sicuro quanto nella bocca della propria madre. Negli ultimi anni l'immagine del lupo però è cambiata. Ora simboleggia la natura incontaminata e selvaggia. È diventata un animale prezioso e simpatico, ma anche l'immagine del lupo buono è solo una proiezione dell'uomo. Il lupo non è né buono né cattivo, il lupo è il lupo. Perché sono scomparsi? 100 anni fa, in un paesaggio alpino profondamente modificato dall'intervento dell'uomo, pochi boschi ed aree di rifugio, la lotta e la concorrenza tra predatori e uomo raggiunse livelli esasperati. La risultante fu che i grandi mammiferi furono perseguitati e praticamente eradicati da tutto l'arco alpino. I cacciatori in questo ebbero un ruolo importante, ma ricordiamoci che allora erano considerati eroi popolari perché non facevano altro che svolgere una volontà popolare.
Poi i tempi sono cambiati, il bosco è ritornato, le leggi sono cambiate, gli ungulati sono aumentati. E questo ha portato a una dinamica che vediamo molto velocemente. Nel Novecento il lupo era diffuso quasi in tutta l'Italia, fino addirittura in Sicilia. Poi, per le ragioni appena viste, è stato perseguitato, ha raggiunto livelli minimi. Agli inizi degli anni 60 addirittura per un abbattimento di lupo le guardie dei parchi nazionali venivano pagati con delle taglie. Qui siamo nel Parco Nazionale d'Abruzzo, quello che sembra un alpino in realtà un forestale, allora portavano quei cappelli. Raggiungiamo il minimo storico poco prima degli anni 70, quando poco dopo il lupo viene messo sotto protezione. Un altro elemento importante che ha consentito al lupo di tornare, oltre al fatto che non gli si sparava più, è la dinamica del cinghiale. Se vediamo velocemente in queste tre immagini, 1, 2, 3, la evoluzione del cinghiale tra il 900, 950 e il 1990, appare chiaro che il cinghiale ha ricolonizzato, riconquistato tutta la penisola e con lui, se vediamo in queste immagini, in alto il cinghiale e sotto il lupo lo ha, seguito e quindi ha giocato un ruolo importante come base alimentare. Nel 2002 il lupo nella sua espansione verso nord-est raggiunge la Francia e la Svizzera, dall'Appennino quindi alle Alpi sud-occidentali e quindi a quelle nord-orientali. Nel 2003 una pietra miliare, nel senso che il primo lupo scavalca la parte nord delle Alpi, 3.600 metri di altitudine, un ghiacciaio delle Alpi Bernesi, arriva a nord delle Alpi Bernesi e la rapida evoluzione è il risultato di tre fattori. Appunto la protezione, la dinamica eccezionale di questa specie che ha un potenziale riproduttivo e di dispersione non indifferente, ma anche sotto il profilo della percezione un miglior monitoraggio. Oggi sappiamo di più. Pensiamo al lupo Slauz monitorato, se non avesse avuto un radiocolare, il 95% dei suoi punti di presenza nessuno di noi se ne sarebbe mai accorto ed è passato anche per la provincia di Belluno. La breve sintesi di questa espansione, solo fino al 2010, sulla base degli animali rinvenuti morti, quindi dei dati oggettivi, indica che i lupi in realtà non sono tornati, paracadutati dal cielo e non devono rappresentare una sorpresa. È un processo naturale che ha portato sino ai giorni nostri. La grande maggioranza di questi individui ha origine appenninica, ma la ricomparsa assume un carattere di ricolonizzazione solo quando compaiono le prime femmine e inizia la riproduzione, perché in molte zone prima arrivano soltanto i maschi. Qual è la situazione attuale? Nel 2012 al confine alpino tra Italia e Francia erano presenti 33 branchi. Questa è l'unità che in realtà si utilizza per contare la presenza del lupo. Immagino che la Sonia Calderola poi ne parlerà più in dettaglio. Nelle Alpi centrali compaiono i primi lupi, anche di origine dinarica e carpatica. Gli effettivi attuali, nel 2015 il Wolf Alps dava un effettivo di 130 individui, che può arrivare a 150 calcolando i giovani in dispersione. Oggi possiamo stimare un ordine di grandezza di 180-200 individui. A paragone nell'Appennino ne vivono circa 1700. Le densità sono mediamente, prendendo un numero così di media, un lupo per 100 km quadrati, nell'Appennino un po' più elevate, ma abbiamo delle punte addirittura nelle Marche e nell'Emilia Romagna con oltre 5 lupi per 100 km quadrati, che è la più alta densità a livello mondiale. E tanti cacciatori vanno lì a caccia di caprioli, perché sono tanto belli come trofei, pesano, hanno dei bei cosciotti e ce n'è davvero tanti. Quindi questo è un primo segnale che tutto sommato una convivenza, almeno con la caccia, è possibile. E i lupi del Veneto, del Bellunese, da dove arrivano? E la domanda che in realtà molti si pongono e ogni volta fanno la stessa domanda qual è? Ma chi li ha liberati? Allora, per molte persone, soprattutto tra i cacciatori e allevatori, sembra impossibile che i lupi possano camminare per centinaia di chilometri e raggiungere aree dove erano scomparse 100 anni fa. Per alcuni questa improvvisa ricomparsa è la prova eclatante che in realtà c'è qualcosa di strano, di sospetto, che sono stati liberati. In realtà, come vi ho fatto vedere prima, non è così eclatante, forse per i non addetti ai lavori, ma noi da anni sapevamo che arrivavano.
Ma questa ricomparsa è davvero così improvvisa, appunto, alla luce di quello che abbiamo appena detto? Se facciamo una breve analisi obiettiva dei fatti, vediamo anche che i lupi sappiamo che sono in grado di camminare per centinaia di chilometri. Animali radiocolorati in Germania, Italia e Slovenia lo hanno dimostrato. Per esempio, un giovane maschio catturato in Sassonia è arrivato fino in Bielorussia, 800 km linea d'aria. Un giovane lupo investito e ferito su una strada nell'Appennino ricevette un radiocolare, fu curato, liberato, chiamato Ligabue, dall'Appennino raggiunse le Alpi francesi. Poi ci sono i casi sloveni e tutti quelli scandinavi. Oggi nessun biologo e ricercatore serio si permetterebbe di mettere in discussione questo processo naturale. Alcuni esempi. Partiamo dalla Scandinavia. Queste frecce indicano le distanze medie di dispersione. Ricordatevi che la grandezza della Scandinavia, se la riportiamo, la ribaltiamo verso sud, va dalla Danimarca fino al sud Italia, quindi sono distanze importanti. Se intorno a queste distanze mettiamo un cerchio virtuale e poi trasportiamo questo cerchio uno a uno sul Bellunese, che è indicato lì con quel puntino rosso, vediamo che un lupo che nasce nel Bellunese può finire fino in Danimarca se prende il tunnel fino oltre Londra oppure fino in Grecia, ma viceversa anche che un lupo dalla Grecia o dalla Polonia può partire e arrivare nel Bellunese. Questo è il tragitto di Ligabue, 1243 km in poco più di 300 giorni, quindi meno di un anno. Esempi dalla Croazia e dalla Slovenia, il lupo Brin, qui vediamo Ligabue a sinistra e a destra Brin, Slauz, che probabilmente lo conoscete, e queste cose ci hanno aperto gli occhi a tutti, anche a noi ricercatori. Come si raccolgono queste informazioni? Ovviamente, oggettivamente, con molto lavoro di campo in laboratorio. Analisi genetiche che sono diventate un fattore molto importante, che vengono fatte in diversi istituti e poi paragonate. Cattura e telemetria. La telemetria non è solo il giocattolo preferito dei ricercatori, scusatemi, ma è anche un attrezzo davvero utile per il lavoro. Importante il monitoraggio di campo insieme ai locali. Senza l'aiuto dei naturalisti, allevatori e cacciatori locali, questi progetti difficilmente si riescono a fare, anche a livello transfrontaliero. Tutti i dati raccolti poi sono elaborati secondo determinati criteri, elaborati e danno alcuni risultati interessanti. Sempre dal Wolfalps scopriamo un animale dal Piemonte parte e arriva in Germania, 521 km. Che cosa significa? Lo rivediamo. Ancora una volta vi stresso questa immagine per farvi capire che in realtà questi animali non sono piovuti dal cielo, ma arrivano appunto secondo un percorso molto importante. Le diverse cause di mortalità che sono importanti nella dinamica, importanti informazioni e risultati anche nel campo della prevenzione delle greggi e delle mandrie. Tuttavia si tratta di risultati ancora parziali, infatti in molte realtà l'applicazione di queste misure risulta ancora difficile. In ogni caso è doveroso provarci. È difficile perché? Perché non tutte le malghe sono uguali, perché non tutte le specie da proteggere sono uguali, quindi è una cosa abbastanza complicata. Ci sono le emozioni, un fattore importante. La presenza del lupo ovviamente ha delle conseguenze, come vedete l'allevamento non è più lo stesso di prima. Fintanto che la predazione va a carico di selvaggina come i cinghiali, nessuno si arrabbia, anzi quasi quasi va anche bene così. Poi iniziano a interessare altri ungulati, pensiamo ai mufloni nel Vicentino, tanto per restare in casa Veneto, e lì la situazione diventa più critica, con le pecore ancora di più. Quando poi iniziano a predare vacche, asini, cavalli e cani, allora la situazione arriva ad una certa escalazione. Oggi non possiamo entrare nel merito di tutti i dettagli perché non è giornata, però attraverso alcune pillole informative voglio darvi così un paio di informazioni che generalmente piace avere. Il lupo è pericoloso per l'uomo? No, lo è potenzialmente come tante altre specie con cui condividiamo la quotidianità. Ci sono addirittura delle pubblicazioni importanti che parlano della pericolosità degli animali. Vediamo che nel 2016 ci sono effettivamente 10 persone morte a carico dei lupi, però sono in India, in Pakistan, in Afghanistan. Da noi è una cosa diversa. Lì è anche legato al fatto che ci sono delle popolazioni che vivono in maniera molto diversa da noi. E le mucche?
non è per polemica, ma semplicemente perché va bene relativizzare il pericolo e perché così è documentato. Un'immagine così è idilliaca delle Alpi, un vitello che allatta. E non è il caso di trasformare vacche e cavalli in bestie, ma è documentato da verbali di forze dell'ordine che ogni anno nelle Alpi mediamente 110 persone sono attaccate, in parte gravemente ferite da cavalli con puledro e mucche con vitello. La media per l'arco alpino è di 6 morti ogni anno. Qui alcuni estratti dai giornali che documentano, in internet trovate di tutto, c'è anche una tesi di laurea che ha analizzato questo fenomeno. Negli ultimi 10 anni oltre 5.000 attacchi, 1.200 persone gravemente ferite, oltre 50 sono morte. Ma la mucca resta la mucca e il cavallo è il cavallo. Perché a fronte di numeri noti trasformare il lupo in una bestia? Se questi numeri di morti e feriti andassero a carico del lupo, dove finiremmo? Eppure nessuno si sogna di intervenire contro le vacche in alpeggio. E io dico che è giusto che sia così. Questa non vuole essere una polemica, ma semplicemente far capire che ogni tanto bisogna ragionare con la testa e non con la pancia. Con questi numeri, ripeto, non si vuole trasformare neanche il lupo in un peluche, però nella valutazione è bene ragionare con la testa e non con la pancia. E chi sfrutta le paure, i dubbi, le emozioni, lo ha già detto anche il rappresentante del CAI pro domo sua, o per consensi politici di basso livello, secondo me dovrebbe vergognarsi, anche perché, detto fuori dai denti, con le balle e gli slogan non risolviamo nessun problema. Misure di prevenzione sono inutili? No, però bisogna dire anche che non è vero che funzionano dappertutto. Sono un processo difficile, l'opzione però che non esiste è non provarci. I danni da lupo sono davvero insostenibili? Ma dipende un po' da dove li prendiamo, come si calcolano. Abbiamo dei paesi che l'hanno documentati molto bene, come gli svizzeri. Solo a titolo di esempio, la percentuale di pecore all'alpeggio predate corrisponde al 0,8%, a fronte di 50.000 pecore alpeggiate, 400 sono predate. Per altre ragioni, cadute, malattie, fulmini, eccetera, la perdita annuale è compresa tra il 3 e il 4%. Questi sono dati ufficiali della società allevatori svizzera. Quindi di cosa ci vogliamo preoccupare? Ricordiamoci però che la Svizzera è il paese che fa più prevenzione di tutti. Altri dati a confronto, sempre dalla Svizzera, che sono molto puntuali. Per esempio, ungulati selvatici e cinghiali provocano un danno di quasi 90.000 franchi svizzeri. Poi abbiamo un numero strano, 72.000 franchi provocati dal tasso. Uno si chiede come mai il tasso. Un aneddoto un po' particolare: il tasso gli piace girare sui green dei campi da golf e lì quando scava purtroppo i danni sono consistenti. Però se vediamo i danni dei grandi mammiferi carnivori, tutti e tre messi insieme, pur avendo pochi orsi, ma per esempio hanno tante linci, il danno è abbastanza sostenibile, il 14% di tutti i danni. E possiamo prendere anche la tabella più attuale del 2017 del Veneto: 99.000 euro i danni pagati per grandi carnivori a fronte di 679.000 per le altri animali selvatici. Queste cifre chiaramente nel tempo possono e sicuramente cambieranno, però è importante relativizzare. Abbiamo ancora il ruolo della politica e le cosiddette fake news. A titolo l'esempio attuale del caso Alto Atesino, l'assessore Schuller, che peraltro conosco molto bene, ha pensato di fare una petizione contro il lupo. Petizione che ha avuto un grande successo iniziale, ma poi è tracollata. È tracollata anche perché è stato bacchettato dal proprio dirigente dell'ufficio caccia, che pubblicamente gli ha detto che non si poteva puntare su una petizione che si basava su dati che non erano davvero reali. Lupo, gestione e abbattimento. In un quadro complessivo di gestione del lupo è sbagliato tabuizzare l'ipotesi della concessione di abbattimenti in casi particolari o come strategia di gestione e controllo della popolazione. In fondo una specie prolifica che sta bene e si sta espandendo velocemente. È certamente un tema molto delicato, ma non può essere rimosso in eterno. Altrimenti ci troviamo in un mondo distorto con il lupo aggredito da centinaia di cappuccetti rossi. Intervenire su animali problematici, la sola prospettiva che un giorno anche i grandi carnivori, pur a condizioni di vitalità di base, possano essere oggetto di prelievo, a mio avviso aiuta molto. Io come tecnico ho
il compito di dire le cose come stanno, non quelle che piace agli altri sentire. Ripeto, non è una specie a rischio, dobbiamo ragionare in termini di popolazione e non di singoli individui. Ai cacciatori, per contro, non si chiede di diventare sostenitori dei predatori, ma solo di trattarli responsabilmente. Rinnegarli è un'opzione non valida, né dal punto di vista sociale, né etico, neanche etico-venatorio, né ecologico, né tantomeno legale. Gli obiettivi vanno raggiunti a piccoli passi. La riabituazione alla loro presenza e convivenza, una forma nuova di convivenza, può avvenire solo lontana da ogni forma di radicalismo. Anche la posizione poco elastica delle istituzioni preposte, lo dico chiaramente, quando escludono a priori ogni forma di prelevo, non aiuta. A questo si aggiunge la politica, spesso di parte, restia a prendere posizioni e decisioni per paura di ledere la sensibilità di potenziali elettori, o per contro esaltata, estrema, drastica, per accontentare un preciso bacino elettorale. In più devo aggiungere il problema tipicamente italiano, i tempi di vita di un politico. Il turnover politico in Italia è particolarmente corto. Questi progetti impongono misure di medio-lungo termine. Un politico, quando viene chiesto di investire in un progetto che ha una durata di 5-10 anni, non è interessato, perché sa che i frutti non li raccoglierà più lui nella gran parte dei casi. L'opportunismo politico, fatto appunto di sterili slogan, è quindi un altro elemento di disturbo nella ricerca di soluzioni. In Italia si è fatto un tentativo nel 2016 con un nuovo piano di gestione, proposto da ISPRA e appoggiato da tutta la comunità scientifica e dal Ministero dell'Ambiente, che prevedeva anche i prelievi, ma è stato bocciato. Comunque è la via del futuro, bisognerà riprovare. È piuttosto irrealistico pensare di lasciar crescere i lupi senza intervenire. È tanto irrealistico come la richiesta di qualcuno di eradicarli tutti. Entrambe sono opzioni non valide. Una breve analisi finale. Lupo caccia allevamenti funziona o non funziona? Secondo diverse indagini condotte in diversi paesi, possiamo dire che la metà dei cacciatori e degli allevatori hanno dimostrato di essere attenti e sensibili. Ma come dobbiamo valutare queste percentuali? Una metà a favore o una metà contro? Io mi limito a dire che il 50% a favore è un ottimo punto di partenza. Le preoccupazioni. A fronte di un aumento, anche gli allevatori e i cacciatori più aperti e disponibili, possono iniziare a preoccuparsi. E io credo che noi tecnici e gli amministratori devono prendere sul serio queste preoccupazioni, che non sono calate dal cielo, ma sono serie. Il lupo è un predatore potente, è vero che si nutre di carogne, piccoli roditori, di tutto, però alla fine vive soprattutto di ungulati, selvatici e domestici, e quindi concorre con allevatori e caccia. Lo sguardo al futuro, la domanda che interessa di più a tutti qual è? Come andrà avanti coi lupi? Non esiste una risposta esatta, ma si possono e devono fare alcune considerazioni. I lupi sicuramente aumenteranno. A quale densità arriveranno? A una quarantina per il Veneto? Sono tanti o pochi? Alla fine dipende dalla prospettiva di chi osserva questi numeri. I cacciatori e allevatori sono le categorie che faranno più difficoltà ovviamente ad abituarsi a numeri alti. Per le altre categorie, per i cittadini, sarà molto più semplice abituarsi a questi numeri. È anche comprensibile in questa fase che un allevatore dell'Agordino o un cacciatore del Comelico non abbia particolare sensibilità nei confronti delle disposizioni che arrivano da Roma e da Bruxelles, ma che veda quello che succede sul suo territorio. Ma da questa situazione non si può desumere che sono tutti contrari e negativi. Io direi che delle chance per andare avanti ci sono. È difficile quindi alla fine non farsi prendere dal fascino dei grandi predatori. Fanno parte dell'immaginario collettivo, hanno influenzato la nostra cultura, ma non possiamo ignorare che il loro ritorno per qualcuno rappresenta oggettivamente anche dei problemi e che il fascino si sostituisce con preoccupazione. Il fascino del lupo, peraltro, è lo stesso elemento che rende così bella e affascinante la nostra caccia, l'oggetto principale di questa fiera. Mi chiedo cosa sarebbe la caccia alpina senza il fascino del cervo al bramito.
Cosa sarebbero le nostre foreste senza il fascino dei cedroni? Cosa sarebbe l'autunno in montagna senza le corse del camoscio in amore? Cosa sarebbero le Alpi senza il fascino della natura e della sua cultura e tradizioni, di cui la caccia è una componente ineludibile? Una caccia abituata a confrontarsi con una natura ruvida che ci fa riconoscere anche i nostri limiti. Ebbene, io credo che anche i grandi predatori fanno parte di tutto ciò, in particolare quando dobbiamo confrontarci con i nostri limiti. La gente di montagna è caratterizzata da virtù come la modestia e la pazienza, che certamente però non possono essere strapazzate in eterno. Abbiamo molti dilemmi quindi, ma le possibilità per uscirne ci sono. Di alcune abbiamo parlato, certo le ricette pronte, la gallina che fa l'uovo all'occhio di bue ancora non esiste, neanche la genetica l'ha inventata, ma è possibile trovare soluzioni attraverso modelli e seri piani di gestione. Un piano di gestione attuale, elaborato in un processo partecipativo che la collaborazione delle categorie è l'unica, secondo me, via di uscita realistica. Regole chiare per tutti. L'ho detto anche ieri sera. Giocare a briscola e ognuno usa delle regole diverse va a finire che si baruffa e che nessuno vince. Le soluzioni arrivano quindi con scelte razionali e oggettive, non con emozioni, pregiudizi e slogan. L'onestà, la tolleranza e lo spirito di adattamento sono ingredienti importanti. Molte volte è più importante ascoltare che parlare. Infine mi sento di dire, per oggettività, che quanto espresso in questa presentazione l'ho espresso in qualità di ricercatore naturalista che si occupa attivamente di conservazione dei carnivori da un periodo molto lungo, ma naturalmente anche di cacciatore. Sono cacciatore da sempre, ho abbattuto il mio primo capriolo già a 15 anni, ho marcato i miei primi cuccioli di lince a poco più di 20, 30 anni dopo continuo a fare ricerca e naturalmente ad andare a caccia. Qualcosa da trasmettere ai miei figli, spero di averlo capito. La domanda essenziale, infine, che tutti dovremmo porci è questa. Nel secolo scorso la società ci ha chiesto, come cacciatori delle Alpi, di eradicare i grandi predatori perché erano nocivi e dei concorrenti troppo pericolosi. I cacciatori hanno preso sul serio questa richiesta e li hanno ammazzati ovunque. Erano considerati eroi popolari. Oggi la stessa società chiede invece che un ritorno dei grandi mammiferi sia possibile. E a noi cacciatori si chiede di tollerare questo ritorno, pur con le regole che ho detto, pur pensando anche alla regolazione diretta del prelievo. Mi chiedo, possiamo davvero permetterci di ignorare questa richiesta della collettività? Grazie a tutti e in bocca al lupo. Grazie a Paolo Molinari e grazie di questa analisi franca e lucida veramente. Chiamo adesso Sonia Calderola della Regione Veneto che ci presenterà il lupo sulle Alpi ed il progetto Life Wolf Alps. Sonia Calderola è veterinario, funzionario tecnico specializzato dell'unità di progetto caccia pesca della Regione Veneto ed è referente del progetto Life Wolf Alps per il Veneto. Buongiorno a tutti, ringrazio anch'io ovviamente dell'invito e cercherò di recuperare un po' di tempo anche perché Paolo ha già anticipato molte delle cose che mi ero preparata a dire e appunto quindi l'evoluzione dell'espansione del lupo sulle Alpi e qualcosa di ciò che ha fatto, intanto che cos'è e che qualcosa di ciò che ha fatto il progetto Wolf Alps. Innanzitutto, e anche questo è già un concetto che è già stato espresso, inquadriamoci in un contesto ancora più ampio rispetto a quello alpino. Già ci sembra tanto grande parlare di Alpi che interessano più nazioni, ma in realtà quello che stiamo osservando qui sulle Alpi è un fenomeno che si sta verificando dappertutto in Europa.
Queste sono le popolazioni che sono state individuate dagli esperti, diciamo, che studiano i lupi a livello europeo. Esiste un gruppo di ricercatori che si trova periodicamente proprio per aggiornare queste cartine, e nella tabella a destra vedete che l'andamento di tutte le popolazioni a livello europeo è di incremento o di stabile dove sono già ben sviluppate. Vediamo se riesco. Ok. Come per esempio quella appunto dell'Italia peninsulare, quella balcanica. Altre popolazioni sono in netta espansione, sicuramente quella alpina è una di queste. La cosa importante è che però questi fenomeni naturali che stanno portando all'espansione del lupo sulle Alpi sono gli stessi che si stanno verificando in altre aree dell'Europa, altrettanto antropizzate. Qualche settimana fa c'è stato un convegno a Trento dove si sono riuniti i massimi esperti europei e abbiamo sentito parlare di lupi che si stanno affacciando nei Paesi Bassi, nel Belgio, nella Germania centrale, e quindi vi rendete conto che è un fenomeno veramente nuovo per tantissime aree dell'Europa. Vediamo un attimo, ecco, qui passo veramente molto veloce perché Paolo mi ha preceduto nella descrizione di quello che è successo nell'Italia peninsulare prima, quindi la ripresa della popolazione di lupo ridotta ai numeri minimi storici intorno agli anni 70, circa un centinaio di lupi erano rimasti nell'Appennino centrale, e che un po' alla volta, seguendo appunto questa ripresa da una parte del bosco, dall'altra delle popolazioni di ungulati selvatici, ha risalito tutta la catena appenninica per affacciarsi sulle Alpi. Il primo lupo in realtà è del 92, quindi si sono insediati poi i primi branchi delle Alpi marittime, e da lì, facendo un salto di circa una quindicina d'anni, abbiamo visto la ricolonizzazione massiccia delle Alpi occidentali, appunto, come diceva anche Paolo prima, circa una trentina di branchi intorno al 2011. Nel 2011 si è formato il primo branco nelle Alpi centrali, quindi appunto sfruttando queste enormi capacità di dispersione si è formato questo primo branco in Svizzera, nel branco di Calanda, e nel 2012 la comparsa del lupo anche nelle Alpi centro-orientali, in particolare in Lessinia, e in questo caso dall'incontro di un lupo in dispersione, della lupa in dispersione dalle Alpi occidentali, e dal lupo Slauz, famosissimo, e famoso anche perché appunto grazie a Radio Collare abbiamo seguito tutta la sua evoluzione, la sua dispersione, che veniva invece dalla popolazione balcanica. E il vantaggio, diciamo, che hanno avuto le Alpi rispetto ad altri territori anche dell'Italia centrale è che fin da subito, quindi fin dalla prima comparsa dei primi lupi sulle Alpi, si è creata subito c'è stata ovviamente una grande attenzione, ma forse proprio perché si giocava su un foglio di carta bianca, cioè assenza di lupi, sono stati fin da subito seguiti in maniera molto attenta, con dei protocolli di monitoraggio molto accurati e condivisi. Dapprima, per quanto riguarda questo sia a livello italiano, la Regione Piemonte attraverso anche diversi sostegni finanziari, diversi fondi comunitari o nazionali o anche regionali, ha finanziato per circa 10 anni questo progetto Lupo Piemonte, che annualmente monitorava l'andamento delle popolazioni e ricostruiva gli areali dei branchi, sapeva esattamente dove ciascun nuovo branco si formava. Non solo a livello però italiano, ma di coordinamento con, torno un attimo indietro, con gli altri paesi alpini. Il problema e il vantaggio e la bellezza anche delle Alpi è che interessano diverse nazioni. Abbiamo le Alpi italiane, francesi, svizzere, e ovviamente questi sono animali che anche grazie anche a causa delle grandi distanze che compiono non conoscono ovviamente confini nazionali, e quindi fin da subito si sono creati dei branchi transfrontalieri che avevano un territorio di un branco di lupi può arrivare anche a 400 km quadrati, metà in Piemonte e metà in Francia.
Per questo si è vista, c'è stata l'esigenza, ma questo è stato anche un vantaggio, di creare fin da subito un gruppo di esperti che periodicamente si trova, esperti italiani, francesi inizialmente, ma che poi nel tempo si sono aperti anche alle altre nazioni, quindi si sono aggiunti gli svizzeri e più recentemente gli austriaci, tedeschi, fino alla Slovenia. Per fare che cosa? Condividere delle metodologie di censimento, parlare tutti la stessa lingua. Se parliamo della presenza di un branco intendiamo una cosa precisa, se parliamo della presenza di un lupo solitario dobbiamo intendere la stessa cosa. Questo confronto riguarda anche i dati genetici, che sono importantissimi, ma la genetica non è una cosa semplice e matematica. In realtà dietro un dato genetico, quello che poi nei rapporti si trova la femmina F19, il maschio M1, ha dietro di sé una analisi e delle elaborazioni e delle valutazioni estremamente di dettaglio, estremamente puntuali, che devono essere basate su metodologie condivise, altrimenti i dati non si parlano tra di loro e non si capisce se stiamo parlando dello stesso individuo o di due individui diversi. Questo gruppo, che appunto è composto da ricercatori che vengono dalle varie aree, dai vari paesi alpini, si incontra periodicamente ogni 2 o 3 anni e aggiorna una mappa di distribuzione del lupo su tutte le Alpi. Quello che abbiamo cercato di fare, e questo per esempio è l'aggiornamento nel 2009, quando la parte di Alpi interessate dalla presenza del lupo erano solo era solo quella piemontese e quella francese. Nel 2012 avete visto prima la cartina, in realtà avevamo già un areale molto più ampio interessato. E quindi questa esigenza di parlare la stessa lingua, di condividere una metodologia che permettesse anche su grandi superfici come quelle delle Alpi di capirsi cosa intendiamo quando vediamo arrivare un lupo nuovo, capire da dove viene, da quale popolazione deriva, è stata un'esigenza che seguendo l'espansione del lupo verso est per quanto riguarda la popolazione alpina e da est a ovest per quanto riguarda la popolazione balcanica, ha interessato anche il nostro territorio del Veneto, così come quello della Lombardia e del Friuli. Ed è per questo che è nato il progetto Wolf Alps. Il progetto Wolf Alps è un progetto finanziato dalla Commissione europea, quindi abbiamo ricevuto dei finanziamenti comunitari per mettere in atto tutta una serie di azioni che fossero, fra le altre cose, coordinate su larga scala. E qui vedete i partner del progetto Wolf Alps sono alcuni parchi piemontesi. Abbiamo ovviamente il Parco delle Alpi Marittime, che è il coordinatore, è l'ente gestionale che da più tempo si occupa del lupo sulle Alpi e che quindi ci ha fatto un po' scuola su tante cose, tra cui anche il monitoraggio. I parchi delle Alpi Cozie, la Val d'Ossola, la Val Grande, il Corpo Forestale dello Stato, che ora è confluito, come sappiamo, nei Carabinieri Forestali, ha dato una copertura sull'intero territorio alpino. Abbiamo poi la Regione Lombardia, la Regione Veneto, il Muse per la provincia di Trento e arriviamo fino alla Slovenia con il Parco del Triglav e l'Università di Lubiana. A questa rete, questo per creare, e qui abbiamo individuato delle aree chiave che poi in realtà sono state individuate in un momento in cui non sapevamo che espansione avrebbe avuto nel futuro il lupo e che quindi, per esempio, per quanto riguarda la nostra area orientale sono state anche sottostimate, ma questo fa parte ovviamente del gioco. La cosa importante è che oltre ai 12 partner di questo progetto si sono aggiunti nel tempo circa 40 enti che hanno supportato il progetto. Cosa significa? Questi sono stati comprensori alpini, parchi nazionali, parchi regionali, ASL, altri progetti LIFE che si occupano dei grandi carnivori, il Large Carnivore Initiative for Europe, che è diciamo la massima autorità scientifica che si occupa di grandi carnivori. Tutti questi enti hanno collaborato e hanno condiviso delle metodologie di intervento. Adesso in questa presentazione quello che diciamo mi faceva più piacere, che penso insomma
possa interessare anche di più la platea, è proprio quella relativa al monitoraggio, visto che poi anche Paolo Zanghellini parlerà magari degli interventi più gestionali fatti per esempio in provincia di Trento, e quindi come abbiamo organizzato il monitoraggio a livello di arco alpino per far sì che parlassimo tutti la stessa lingua. Inizialmente abbiamo condiviso un documento, che è questo qui, che fra l'altro è, come tutti i documenti del progetto Life Wolf Alps, disponibile sul sito internet del progetto, quindi può essere scaricato da chiunque, può essere letto. Questo è un documento abbastanza tecnico, però spiega bene quali sono le regole che ci siamo dato per dire ci sono 2 branchi, ci sono 5 branchi, c'è un lupo solitario territoriale, c'è una coppia che potrebbe essere riproduttiva, eccetera. E delle schede di rilevamento condivise da tutti quanti, quindi utilizzate da tutti quanti, proprio per raccogliere lo stesso tipo di dati e fare in modo che poi questi dati siano confrontabili tra di loro. Sulla base di quello che è la metodologia più diffusa anche nel monitoraggio di altre specie, è stata poi utilizzata per indicare la presenza o l'assenza del lupo in una determinata area, una cosiddetta griglia di campionamento che è standardizzata, è di 10 per 10 km, ovviamente parliamo di specie che hanno degli areali molto ampi e quindi questa è la minima. E su questa griglia di campionamento sono state individuate il campionamento, la tipologia, l'intensità del campionamento e del monitoraggio, sono stati calibrati sulla base di questa metodologia cosiddetta degli strata, cioè l'individuazione per cella di una probabilità pregressa sulla base delle conoscenze di presenza certa del lupo, laddove sapevamo già che c'erano dei nuclei riproduttivi. Sono stati fatti un tipo di campionamento sistematico, quindi ripetuto in intervalli regolari mensilmente. Altre aree in cui la presenza non poteva essere esclusa, era possibile magari di individui in dispersione, di individui singoli in queste celle, è stato fatto un campionamento di tipo opportunistico, però comunque intensivo, distinte da aree invece dello stratum 3, dove invece la probabilità di presenza del lupo era molto bassa. Non è che lì abbiamo chiuso gli occhi e non si è cercato niente, però la tipologia di campionamento è ovviamente più passiva, cioè se si trova un segno che ci fa scattare il campanello di allarme, ovviamente viene raccolto il dato, eccetera, ma non lo si va a cercare. E questa è stata la base di partenza, ripeto, condivisa da tutte le regioni alpine italiane. Un altro aspetto molto importante è come classificare i dati, che importanza diamo a un dato, per esempio una traccia sulla neve, una fotografia, un'impronta singola, piuttosto che un dato di analisi, un dato genetico. E anche questo è classificato. I cosiddetti criteri SCALP, che sono stati individuati per la prima volta per il monitoraggio della lince, sono quelli che anche dalla comunità scientifica internazionale sono considerati quelli forti, cioè quelli che danno il metodo migliore per valutare questi dati. Quindi anche in questo caso regole precise. Sono considerati dati certi, cosiddetti dati forti, chiamati anche C1, i dati assolutamente ineludibili, cioè quelli dove siamo certi al 100% che si tratta di un lupo, e quindi chiaramente il ritrovamento di un lupo morto, cose che ha fatto vedere anche prima Paolo, un lupo radiocollarato, sappiamo che il segnale GPS è ovviamente ineludibile, l'evidenza biologica, quindi genetica, quindi il dato genetico, ma anche, e questa è una metodologia che nel tempo ha preso sempre più piede, foto e video di buona qualità, valutati da esperti che sono in grado di riconoscere, soprattutto nel caso dei video, il comportamento tipico. Questi sono i dati più forti, quelli che veramente la presenza anche di un singolo, di uno solo di questi dati in una determinata cella ci permette di dire lì c'è stato, se ovviamente il dato è ripetuto nel tempo, è presente un lupo.
I dati C2, anche questi sono dati forti e sono considerati altrettanto validi, devono essere però più numerosi per dare un segno di presenza effettiva. Sono dati non così evidenti come i dati C1 e sono per esempio segni di presenza indiretti come gli escrementi, le piste sulla neve, valutati da personale esperto, così come anche foto e video di qualità diciamo non così elevata come quelli classificati in C1. Ci sono poi tutta un'altra serie di dati che sono le osservazioni dirette, che sono dati che purtroppo non possono essere poi riconfermati, non possono essere replicati e quindi io l'ho visto bene, mi sembrava proprio un lupo, però non c'è nessuno che mi può confortare in questo dato. Anche questi sono dati importanti che vengono raccolti, classificati, che ovviamente non ci permettono di dire con certezza c'era un lupo lì, che però se ripetuti nel tempo danno un segnale importante di diciamo attenzione, che porta poi a cercare di raccogliere dati più importanti. Tutte queste classificazioni le trovate in quel documento che vi facevo vedere prima e che quindi se a qualcuno interessa sicuramente può risultare utile per capire anche che cosa facciamo. Un altro aspetto importantissimo è stato quello della formazione del personale. Questa è la prima cosa che è stata fatta nell'ambito del progetto Wolf Alps, perché bisognava partire subito con la raccolta dei dati e quindi è stato fatto ancora all'inizio del 2014 un corso inizialmente aperto a personale istituzionale, quindi che lo fa di mestiere, corpo forestale, agenti del corpo forestale dello Stato, agenti della polizia provinciale, guardia parco, che si sono trovati per 5 giorni in Piemonte tutti assieme e hanno fatto delle lezioni su come riconoscere i segni di presenza, hanno fatto delle uscite di campo per imparare a raccogliere correttamente i dati biologici. Alla fine abbiamo veramente costruito un esercito di rilevatori, il cosiddetto network del monitoraggio Lupo Piemonte, che è composto da oltre 300 persone adesso, che vanno dal Piemonte fino al Friuli, che utilizzano tutti lo stesso metodo, cioè che hanno lo stesso approccio nel riconoscere i dati, e questa è una cosa ovviamente importantissima. Questo corso, appunto, il primo è stato fatto tutti assieme perché era importante dare questa base di diciamo di formazione comune. È stato poi ripetuto negli anni a livello locale e quindi abbiamo potuto, per esempio qua in Veneto, ampliare di molto questo network anche per esempio personale volontario, e qui voglio veramente ringraziare sia i volontari del CAI ma anche molti per esempio cacciatori delle riserve che hanno partecipato l'anno scorso a un aggiornamento sul monitoraggio che abbiamo fatto qui vicino a Sedico, e che in questo inverno hanno con noi fatto con il personale diciamo istituzionale le uscite per la raccolta dei segni di presenza. Quindi, ricapitolando, in che cosa consiste questo famoso monitoraggio? Innanzitutto ci basiamo soprattutto su segni indiretti di presenza, come le piste sulla neve, però trovare una pista sulla neve e seguirla per quanto è possibile, quindi poi perché la pista sia considerata dato C2 deve essere lunga almeno di 1 chilometro, quindi bisogna veramente poterla seguire a lungo anche per riconoscere il tipo di andatura eccetera, ma soprattutto perché seguendo la pista c'è la possibilità magari di trovare dei campioni biologici come gli escrementi, come l'urina, come una predazione, e quindi un segno ancora più forte del fatto che quella pista effettivamente è stata fatta da un lupo, 2 lupi e non da altri animali come ad esempio il cane. L'importanza ovviamente dei campioni biologici come gli escrementi, come l'urina, come la saliva nel caso per esempio di predazioni fresche è fondamentale per la raccolta di questi campioni e la possibilità poi di mandarli all'analisi genetica. Le analisi genetiche sono ovviamente quelle che ci consentono addirittura di dare una identità singola all'animale che ha lasciato quell'escremento. Tutti questi dati, dove sono stati raccolti, in che data, le coordinate GPS, le condizioni, sono stati raccolti poi in schede comune e quindi poi
l'elaborazione di questi dati in che cosa consisteva nel caricamento di tutti questi dati, la georeferenziazione puntuale e la classificazione da parte di esperti, e poi vi dico che chi consideriamo un esperto, anche questo non è che uno si nomina esperto così, c'è proprio una definizione, una persona che ha lavorato per oltre 3 anni nella raccolta di questi dati, nella valutazione di questi di questi elementi, dopo 3 anni può essere considerata esperta e quindi diventare lui stesso un valutatore. Il risultato di tutto questo enorme lavoro, e parliamo di centinaia e centinaia di dati, perché ogni singolo dato, anche il più banale, anche un C3, è stato categorizzato e messo in un database, è quello che poi ci permette di creare le famose cartine. Allora, qui in questa cartina vedete, e qui sotto vedete la famosa griglia 10x10 km, qui sono i dati del 2016, dell'inverno 2016-2017, i dati che sono stati tra tutti quelli raccolti in Lessinia ma anche in altre parti, qui appunto nell'inverno tra il 2016 e il 2017, riconosciamo i primi dati di presenza, e questi sono dati certi, in altopiano di Asiago e sul massiccio del Grappa. L'anno dopo abbiamo avuto la conferma che effettivamente in queste aree c'erano dei branchi. Ma, come vi dicevo, anche i dati non certi sono stati classificati, e qui vedete i dati C2 e i dati C3 divisi in piste, divisi in campioni di saliva, in campioni di urina e di pele. Tutti questi sono stati mappati e messi su griglia, quindi la puntualizzazione. E questi dati poi ci servono per la costruzione delle cartine un po' più banalizzate, dove mettiamo il pallino, qui c'è un branco, sotto di questo c'è però tutto questo lavoro. Un altro aspetto fondamentale, e qui mi riferisco al branco della Lessinia perché è quello sul quale abbiamo dati da più tempo, abbiamo iniziato a monitorarlo nel 2012, sono quelli che ci dà l'analisi genetica. Le analisi genetiche, ripeto, sono quelle che consentono di dire che qui è passato il maschio Slautz, che ha un suo profilo, significa che ha una serie di dati in determinate caselline, almeno 10 devono essere, perché sono i loci del DNA, per poter dire è effettivamente quell'animale. Purtroppo le analisi genetiche non sempre vengono, perché noi non andiamo a prelevare il sangue fresco dall'animale, ma cerchiamo di ricavare il DNA, magari degradato, da quello che rimane attaccato alle feci, da quello che rimane sul sangue, eccetera. Quindi molto spesso le analisi noi paghiamo l'analisi, mandiamo ad analizzare il campione raccolto con tanta fatica e ci dà come risultato che magari è un lupo, questo perché possiamo fare il DNA cosiddetto mitocondriale, ma non riusciamo ad arrivare alla cosiddetta carta d'identità dell'animale. Però con tanti campioni si può arrivare a questa profilazione, e per il branco della Lessinia qui abbiamo i dati al momento fermi al 2016, ma stiamo aspettando nelle prossime settimane tutti i dati del 2017, e abbiamo costruito il cosiddetto pedigree del branco, quindi abbiamo la conferma per 3 anni di fila che i 2 dominanti sono Slautz e la femmina che è stata chiamata Giulietta, ma che dietro il nome Giulietta ha un profilo genetico ben preciso di lupo puro proveniente dalla popolazione alpina e quindi italica appenninica, che hanno avuto negli anni diverse cucciolate. Il primo anno 2 cuccioli che sono stati mappati, quindi che sappiamo riconoscere dovunque essi vadano. Il secondo anno 7 cuccioli, anche questi tutti mappati, 5 maschi e 2 femmine. Il terzo anno 7 cuccioli, questo lo sappiamo dai video e dalle foto, di questi al momento sono stati individuati solamente 5 geneticamente, non sempre ci va bene. Uno di questi, per esempio, è stato anche già rinvenuto morto, cioè si è visto che l'anno successivo a quello della nascita, proprio nell'inverno, era andato già in dispersione, ed è il famoso lupo che è stato investito in Valsugana e che dall'analisi genetica sulla carcassa si è riconosciuto essere uno dei cuccioli del branco della Lessinia del terzo anno.
stiamo alla fine, perfetto. E questa è la famosa carta, molto banalizzata, ma capite che dietro questi pallini, questa è la mappa del 2015-2016, dietro questi pallini ci sono tutti questi dati che vi dicevo prima, ed è una mappa omogenea su tutto l'arco alpino perché utilizziamo tutti la stessa metodologia. Ovviamente nelle Alpi occidentali, dove i branchi sono più fitti, il lavoro è molto più difficile perché i branchi sono tutti attaccati uno all'altro. Capire se un dato appartiene a un animale di un branco piuttosto che dell'altro è molto difficile. Da noi, dove i branchi sono ancora abbastanza separati, il lavoro è più semplice e ci ha permesso anche di fare degli aggiornamenti. Questa però è, per capirci, anche questa tabella la trovate sul report del progetto Life Wolf Alps, è l'evoluzione per quanto riguarda le Alpi italiane dei branchi, del numero di branchi dal 95-96 al 2016, e come vedete l'andamento è assolutamente esponenziale. Come dicevo, abbiamo potuto fare questo aggiornamento nel 2016-2017 perché nel caso nostro, essendo i branchi molto ben separati, potevamo distinguerli più facilmente pur non avendo i risultati delle analisi genetiche. Già nell'inverno 2016-2017 abbiamo confermato la presenza di un branco in altopiano di Asiago e coppie potenzialmente riproduttive che poi sappiamo l'anno dopo essersi riprodotte. Sulla base di questi dati viene poi pianificato il monitoraggio dell'inverno successivo, che è quello che si è appena concluso. Qui vedete le celle di griglia attivate, cioè colorate sulla base dei dati raccolti pregressi, nelle quali è stato deciso nell'ultimo inverno di fare un monitoraggio di tipo sistematico, perché lì avevamo la certezza che ci fossero i branchi, oppure in maniera opportunistica. Per ognuna di queste aree è stato poi individuato, li abbiamo numerati i vari settori. Questi sono tutti i settori che quest'inverno sono stati percorsi sistematicamente ogni mese dal personale del CFS, dal personale Polizia Provinciale e dai volontari, su transetti che sono stati individuati proprio per raccogliere questi dati. Qui per esempio è la zoomata, solo per il settore Visentin sono stati individuati 8 transetti ripetuti sistematicamente ogni mese per raccogliere feci, escrementi, peli, piste, predazioni, e quindi costruire la mappa di quei dati. La formazione del personale, questo per dire era il calendario dei primi 2 mesi di uscita, dove per ogni settore si stabilivano le date eccetera, la formazione sul posto e poi la raccolta, la compilazione delle schede, la raccolta dei campioni, fotografare ogni singolo campione. Quindi capite, un lavoro veramente grosso. Ovviamente non ci fermiamo solo a quello che viene raccolto quando noi decidiamo di uscire, si raccoglie. Tutte le segnalazioni sono importanti e ne abbiamo ricevute veramente tantissime. Anche da persone che non avevano fatto il corso, il gattista della pista di Araba che si è trovato il lupo correre davanti mentre batteva la pista prima dell'apertura degli impianti, ci ha subito mandato il video, siamo andati a fare la verifica e abbiamo raccolto dei campioni genetici, e questi sono tutti dati importantissimi. La cosa però fondamentale è che devono essere verificati, perché non sempre sono dati effettivamente riferiti a quel posto, riferiti a quella data, e purtroppo o per fortuna da un lato, perché con i telefonini, con Facebook adesso veramente gira tanto materiale, però abbiamo anche casi, e qui se ho tempo lo faccio vedere, se no no. Adesso parte questo bellissimo video, se parte, che ci è stato mandato poco tempo fa come fatto sul Visentin, cosa assolutamente plausibile, perché sappiamo che sul Visentin c'è un branco di lupi. Qui si vedono adesso 4, adesso ne spunta fuori un quinto, lupi sul Visentin, e questo potrebbe essere potenzialmente un dato C1. Ma da dove viene questo video? Vai a cercare, ci confrontiamo per fortuna in questa rete, salta fuori che questo stesso video lo hanno spacciato anche come girato in Val di Fassa. Alla fine, facendo una serie di ricerche anche
anche Google ci aiuta in questo caso, è venuto fuori che questo video girava già un anno fa come preso nelle Marche, quindi è un bellissimo video di lupi che però non è stato fatto né sul Visentin né in Val di Fassa e che quindi chiaramente non consideriamo, ok? Adesso però voglio andare avanti. Sì, ho finito. Però non so come... Aspetta un attimo. No, l'ultima era per farvi vedere, giusto per concludere, il risultato che però è ancora provvisorio. Questa, forse qualcuno di chi è stato al convegno di Trento l'ha vista, è l'ultima mappa solo riferita alle Alpi orientali, è ancora in corso di aggiornamento perché stiamo ancora aspettando i risultati della genetica e che però darà in Friuli, si sta verificando con la genetica perché animali che vengono dalla popolazione balcanica sono più difficili da individuare geneticamente, però è per dare il davvero conto dell'enorme lavoro che è stato fatto sul territorio da parte sia del personale delle province, ripeto, della Polizia Provinciale, ma anche di tantissimi volontari. Questi dati appena saranno elaborati saranno in un report scritto che sarà disponibile per tutti quanti su internet, si potrà scaricare, si potranno utilizzare le mappe e veramente fare tesoro di questi dati che, ripeto, hanno un grandissimo lavoro sotto e quindi ci danno la forza poi di prendere anche decisioni gestionali perché sappiamo che sono supportati scientificamente. Grazie per l'attenzione. Adesso abbiamo l'intervento di Paolo Zanghellini della provincia autonoma di Trento. Ci parlerà della gestione delle problematiche economiche e sociali dei grandi carnivori, l'esempio di Trento. Paolo Zanghellini, ispettore forestale del settore grandi carnivori della provincia autonoma di Trento. Lascio a lui la parola ricordandogli che siamo in ritardo. Grazie. Bello inizio. Allora, io inizio subito dicendo che parlare di gestione significa andare, significa andare dalla semplice informazione alla popolazione alla, diciamo così, gestione di situazioni di attacchi ad uomo. Quindi in mezzo ci sta veramente un mondo. Parlarne in 20 minuti si rischia di banalizzare quella che è l'attività di gestione, quindi nella mia presentazione cercherò semplicemente di prendere alcuni spunti, alcune slide le salteremo perché sono argomenti più o meno che sono già stati trattati, ma cercherò di darvi quella che è la nostra esperienza più che il nostro esempio, perché io direi che è più importante parlare di esperienza, poi l'esempio se è buono o cattivo lo decidono gli altri. Evidentemente la nostra esperienza è più importante sull'orso perché abbiamo l'orso da più tempo, sul lupo chiaramente è arrivato quando è arrivato da voi, quindi la nostra esperienza è più o meno simile alla vostra. Nella presentazione farò un brevissimo accenno a quello che è lo status delle popolazioni in provincia di Trento, giusto per farvi capire su cosa ragioniamo, e poi parleremo delle problematiche relative alla gestione. Questa slide vedete quello che è il trend della popolazione dell'orso sulle Alpi centrali, non della popolazione trentina. Semplicemente per dirvi che parliamo di popolazione. Vedete che dal 2002, quando sono finite le reintroduzioni, la popolazione ha cominciato a crescere, in un primo momento è cresciuta anche in maniera abbastanza veloce, poi ha rallentato e negli ultimi anni si è attestata su una crescita del più o meno 7%. Nel 2017, fine 2017, avevamo 43 orsi geneticamente rilevati. 43 orsi significa orsi giovani e adulti, non vengono conteggiati i cuccioli, e abbiamo una stima di popolazione che va da 52 a 63 animali. Cosa significa? Significa che in questa stima di popolazione abbiamo conteggiato anche 9 animali che solo nel 2017 non sono stati geneticamente rilevati, e abbiamo aggiunto i cuccioli che siamo sicuri c'erano, ma come vi dicevo prima non vengono conteggiati nel numero minimo degli orsi, perché i cuccioli, sapete benissimo, oggi ci sono, domani non si sa, ed è meglio, voglio dire, conteggiarli nel momento in cui hanno superato l'anno e mezzo di età. Vi hanno già parlato e vi hanno già informato dell'importanza del rilievo genetico, ma volevo semplicemente
darvi un'idea di quello che è stato lo sforzo. 16 anni di monitoraggio genetico continuato, e questo monitoraggio genetico sulle piccole popolazioni di carnivori è veramente importante. E per farvi un esempio, nel 2014, nel 2015, nel 2016 sembrava che la popolazione degli orsi si fosse arrestata, sostanzialmente la crescita era più o meno pari a zero. Nel 2017 abbiamo capito, andando ad aggiornare i dati con gli orsi che abbiamo rilevato, che anche nel 2014, 15 e 16 la popolazione in realtà era continuata a crescere, quindi ci permette anche di aggiornare i dati pregressi. Ragioniamo quindi dal punto di vista della gestione su una popolazione, ed è diverso organizzarsi su una popolazione, per gestire una popolazione, dall'organizzarsi per gestire dei soggetti in dispersione. Quindi questo è il primo punto fondamentale: abbiamo una popolazione o abbiamo dei soggetti in dispersione? Altra cosa importante, questo semplicemente per darvi un'idea delle aree frequentate dall'orso, è capire come si muove e qual è la dinamica della popolazione. L'orso ha una dinamica di, diciamo così, soprattutto di occupazione del territorio molto lenta, e questo dal punto di vista gestionale è un vantaggio, ti dà la possibilità di organizzarti in maniera più tranquilla, diciamo così, no? Perché evidentemente noi siamo 15 anni che lavoriamo sull'orso e abbiamo organizzato tutta la nostra attività nel Trentino occidentale, perché ancora lì, lo vedete, è questo... diciamo così, quell'area evidenziata in rosa è l'area centrale della popolazione, è l'area in cui ancora gli orsi sono, diciamo così, in cui gli orsi sono ancora arroccati. Se parliamo di lupo, parliamo di una cosa diversa. Questo è lo status del lupo, della popolazione del lupo in provincia di Trento nel 2016. Tutti quei puntini che vedete sono indici di presenza. Vedete il branco della Lessinia, una coppia in Alta Val di Non, e questa è la situazione del 2017. Sostanzialmente molto diversa. Abbiamo già 6 branchi, una coppia, e probabilmente questi dati sono già vecchi, anche sicuramente sono già vecchi. Questo cosa significa? Significa che il lupo ha una dinamica di popolazione veramente veloce, e a livello di gestione questo ti impone di cambiare marcia, ti impone anche a chi si trova poi a dover gestire le problematiche che ne derivano ad avere una marcia molto più veloce che per l'orso. Quindi già abbiamo notato una differenza fra orso e lupo. Ma quando ci parlano di gestione, cos'è che ci chiedono? Ci chiedono sostanzialmente di conoscere e gestire le problematiche che derivano dalla presenza dei grandi carnivori. E in questa frase c'è un po' tutto, perché se noi ragioniamo sulla conoscenza, è importante capire cosa significa conoscenza. Conoscenza non significa solo conoscere i predatori, come sono fatti, come si muovono, dove vanno, cosa fanno. Significa avere un'idea, se vogliamo gestire chiaramente, a 360 gradi di quello che è la situazione in cui ci troviamo a gestire. Quindi dobbiamo conoscere bene i predatori, le prede, dobbiamo conoscere il contesto sociale all'interno del quale lavoriamo, l'ambiente, il quadro normativo e le categorie economiche che vengono interessate poi dai danni sostanzialmente. E questo mi dà un altro spunto per dire che gestire i grandi predatori, chiaramente bisogna avere un quadro, diciamo così, generale all'interno del quale muoversi, ma poi è una questione che va affrontata soprattutto a livello locale, perché parlare di un piano di gestione che vada bene per gli Appennini e trasportarlo anche sulle Alpi, secondo me non ha nessun senso, e forse non ha nessun senso neanche parlare di un piano di gestione che va bene per il Piemonte piuttosto che per il Trentino Alto Adige o il Bellunese. Quello che voglio dire è che ci dovrebbe essere un quadro generale con degli obiettivi ben precisi, poi come raggiungiamo questi obiettivi magari bisognerebbe avere un po' di più di flessibilità. Chiaramente parliamo semplicemente del discorso dei predatori, cioè conoscere i predatori ci dà già un'idea che la differenza è enorme. Se parliamo di orso parliamo di un onnivoro opportunista, quindi dal punto di vista gestionale significa che interesserà diverse categorie economiche, gli allevatori, gli agricoltori, gli apicoltori, gli operatori turistici. Se parliamo di lupo parliamo di un grande carnivoro, quindi parliamo di un animale, di un predatore che interesserà principalmente gli allevatori dal punto di vista dei danni, e poi giù e giù. Se parliamo dell'orso è un animale, diciamo così, solitario, con una spiccata individualità. Orsi problematici, gestire gli orsi problematici significa gestire un soggetto, quindi andare a ragionare sul singolo animale, evidentemente per quella che è la nostra piccola esperienza, cosa che con il lupo probabilmente dobbiamo ragionare a livello, quantomeno a livello di branco, ma forse anche, diciamo così, anche a livello di popolazione di lupo.
l'orso non è territoriale e il lupo è territoriale. Questo cambia molto le attività di gestione, o quantomeno le valutazioni che vengono fatte nelle attività di gestione. Vi ho già detto prima la dinamica lenta dell'orso e la dinamica veloce del lupo. A livello gestionale queste differenze sono importanti. Noi non possiamo pensare di gestire orso e lupo nella stessa maniera. Chiaramente dobbiamo costruirci un livello di organizzazione base che vada bene o che ci serva per entrambi, ma poi ogni specie va gestita e va valutata singolarmente. Gestire significa chi fa cosa. Le normative e le risorse sono prettamente diciamo così, entrano in un contesto che è politico. Il tecnico non può, diciamo così, andare a pensare di modificare le normative o a trovare le risorse. Questo è un contesto politico. Modificare le normative e trovare le risorse è una competenza politica. La competenza tecnica è l'organizzazione. Quindi creare un'organizzazione sulla base delle risorse e delle normative che ci sono per poter gestire le diverse situazioni. Tutto questo, chiaramente, se noi mettiamo insieme le normative, le risorse e una buona organizzazione, ci permetterà di mitigare i conflitti che ci sono fra grandi carnivori e categorie economiche di interesse e arrivare quindi sostanzialmente a una migliore accettazione sociale. Non sarà mai, il lupo non sarà mai visto come, o l'orso non saranno mai, diciamo così, i benvenuti in assoluto. Però dobbiamo riportare l'accettazione sociale entro i limiti più idonei. Quindi questo è un punto fondamentale, chi fa cosa è un punto fondamentale. Abbiamo detto della normativa. Evidentemente queste sono le normative che regolano al momento la gestione dell'orso e del lupo. Per farla molto breve, sono specie particolarmente protette e quindi entro questi paletti chi gestisce si deve muovere, perché chiaramente noi gestiamo nella legalità. Evidentemente la provincia di Trento ha fatto sue queste normative, le ha introdotte nella normativa provinciale sulla caccia e sostanzialmente dice tre cose: che abbiamo la possibilità di dare opere di prevenzione in comodato gratuito piuttosto che in finanziamento, abbiamo la possibilità di indennizzare i danni e abbiamo la possibilità di appoggiarsi a delle assicurazioni sia per le misure di prevenzione che per l'indennizzo dei danni. Chiaramente sulla base di queste poi ci siamo anche gestiti, quindi la competenza è stata data al Servizio Foreste. Il Servizio Foreste e Fauna della provincia di Trento ha creato queste figure, diciamo così, professionali per gestire in primis l'orso, perché noi siamo nati con l'orso, e di conseguenza ora anche il lupo. È stato creato un settore grandi carnivori che è diciamo così, che fa da base, e poi ci sono tutta una serie di figure, dai coordinatori settimanali agli accertatori danni, a squadre di emergenza, squadre di cattura, nucleo cinofilo, referenti zootecnici e referenti per le opere di prevenzione, che sostanzialmente è personale del corpo forestale che fa altro, ma in determinate condizioni fa anche questo, va ad accertare i danni, quindi è stato formato per accertare i danni, coordina le attività nella settimana di reperibilità e via dicendo. Chiaramente oltre all'organizzazione ci vuole anche un documento di gestione, un documento che ti dica: guarda, tu devi fare questo e questo e questo, quindi devi fare il monitoraggio, devi fare la formazione degli operatori, devi fare come organizzare la prevenzione dei danni o l'indennizzo dei danni. Vabbè, poi ci sono delle commissioni, cioè il caso Dagnis ci ha posto anche, oltre a questo, anche ci ha suggerito anche di organizzare delle commissioni che vanno oltre, diciamo, questa è l'organizzazione interna, ma lasciamo perdere. Una cosa importante che è stata fatta in provincia di Trento, che secondo me è fondamentale, è una reperibilità. Le situazioni di criticità hanno bisogno di risposte in tempi brevi. Quando una persona telefona deve trovare qualcuno che gli dice: sì, guarda, questa è una criticità, no, guarda, lì puoi andare tranquillo. Quindi abbiamo una reperibilità che fa riferimento al 112, è una reperibilità forestale faunistica che tratta anche altri argomenti oltre l'orso e il lupo, ma che sostanzialmente vive ed è molto importante per la gestione delle criticità e soprattutto delle segnalazioni di danni, quanto più o di indici di presenza per orso e lupo. Lì ci sono i numeri che vedete elencati, comincia a diventare una reperibilità abbastanza importante.
È importante anche la comunicazione interna, noi lavoriamo con Telegram, abbiamo creato una serie di gruppi, da gruppi istituzionali come la Verità Settimanale, sul quale viaggiano tutte le informazioni della settimana, a gruppi diciamo così più di carattere organizzativo, come per esempio la squadra catture o il nucleo cinofilo all'interno del quale ci scambiamo le informazioni. Altro discorso è il gruppo Lupo, che è un gruppo nato in maniera spontanea, è trasversale alle province, alle regioni, è un gruppo all'interno del quale ci si scambiano semplicemente delle informazioni. È importantissima la formazione del personale perché eleva la professionalità e le motivazioni di chi poi va a fare per esempio l'accertamento di danni, e vi assicuro che avere del personale formato e motivato è il primo modo per ridurre le criticità. È altrettanto importante formare le persone che subiscono i danni, formare gli allevatori piuttosto che gli agricoltori, piuttosto che gli apicoltori, è veramente fondamentale. Chiaramente gestire significa indennizzare i danni. Vi dico solo qual è l'obiettivo dell'indennizzo dei danni. L'obiettivo è sono indennizzi equi, veloci e semplici. Le persone che subiscono un danno hanno bisogno di avere degli indennizzi equi, veloci e semplici. Cioè, nel momento in cui si trova a dover fare la richiesta per l'indennizzo del danno, è bene che ci sia qualcuno che dice: guarda, il modulo è questo, lo facciamo giù insieme, te lo mando via io. Questo significa ridurre già in maniera sostanziale le criticità, perché sennò, anche perché abbiamo spesso a che fare con delle categorie che magari poi, diciamo così, tendono a enfatizzare questi momenti. Invece bisogna saper parlare e soprattutto bisogna saper ascoltare chi subisce un danno. A me piace moltissimo questa fotografia perché riassume un po' quello che è il discorso legato ai danni, no? Non è solamente la perdita dell'asino, ma ci sono anche degli aspetti emotivi. Molte volte non ci sono, cioè gli allevatori che hanno 3.000 pecore, perdono una pecora, non è che si mettono lì a caressare la pecora. Questa signora qui aveva 2 asini, erano come i suoi figli, e perderli significa anche, avere una condizione emotiva da tenere in considerazione nel momento in cui si fa l'accertamento del danno. Abbiamo un tavolo di concertazione all'interno del quale cerchiamo con le categorie di interesse, di andare a valutare quelle che sono le migliori strategie per l'indennizzo del danno. Qui era semplicemente per darvi dei numeri, che sono numeri ancora sostanzialmente abbastanza contenuti: 130.000 euro di danni indennizzati nel 2017. L'unica cosa che volevo farvi vedere è quanto il lupo sia veloce, la sua dinamica è veloce, il suo impatto sulle attività di gestione è altrettanto veloce. Nei primi 3 anni in cui abbiamo avuto il lupo abbiamo pagato più o meno 52.000 euro, cosa che abbiamo fatto già nel 2017, quindi una dinamica anche di indennizzo dei danni e di velocità molto, molto elevata. Le predazioni, io non vi parlo di predazioni sugli ungulati perché non è la mia parte, però le predazioni sugli ungulati possono essere un problema sociale. In Alta Val di Fassa noi abbiamo avuto un problema sociale legato alle predazioni sugli ungulati. Il lupo preda i mufloni sono vicini ai paesi, la gente continua a vedere i lupi. Questi qui oltretutto erano anche rognosi, quindi tutta una serie di chiamate che ci ha costretto in qualche maniera a correre ai ripari, a chiedere al Ministero per esempio di poter fare della dissuasione. Ma vi pare che noi dobbiamo, in un contesto così, dobbiamo andare al Ministero a chiedere di poter sparare coi pallettoni a dei lupi? Cioè, è quello che vi volevo dire: nel momento in cui abbiamo queste esigenze dobbiamo avere la possibilità di intervenire in maniera veloce, rapida. Poi il grado e l'intensità dell'intervento è un altro discorso ancora. Evidentemente il lupo ci impone anche di modificare le nostre attività gestionali. Pensare di continuare a gestire 600 mufloni foraggiandoli è semplicemente dare la possibilità al lupo di mappare, diciamo così, le mangiatoie e di facilitare la sua predazione. Ci impone anche dei ragionamenti in questo senso a livello gestionale venatorio. Per quanto riguarda le misure di prevenzione, è importante anche in questo caso avere un obiettivo preciso, che è quello di ridurre i danni entro una soglia accettabile. Noi non riusciremo mai a ridurre a 0 i danni, dobbiamo ridurli entro una soglia accettabile, che non sia, diciamo così, di impatto troppo elevato sulle categorie di interesse. Lo dobbiamo fare nel periodo in cui gli animali predano di più, quindi i grandi carnivori predano maggiormente la notte, quindi concentriamoci sulla notte e facciamolo attraverso questi strumenti che sono i soliti, li avete già sentiti: rete, recinzioni, cani da guardiania o ricoveri notturni. E le misure che noi utilizziamo in provincia di Trento sono queste, come dati gratuito, oppure c'è una misura del PSR che ti dà la possibilità di fare delle recinzioni molto più estese.
La cosa importante delle misure di prevenzione è la gestione dei patrimoni. Qui stiamo ragionando, adesso io ragiono solo ed unicamente sulla zootecnia. È importante che ci sia un pastore, è importante che noi cerchiamo di favorire l'associazionismo fra dei piccoli allevatori che non possono permettersi altrimenti un pastore, ed è importante poi cercare di gestire a livello, diciamo così, di stabulazione notturna gli animali. È evidente che questo è più facile per i patrimoni zootecnici ovini e caprini ed è più difficile per i patrimoni bovini. È anche altrettanto vero che in tutto il resto del mondo, o comunque in tutte le esperienze che conosco io, i lupi mangiano pochissimi bovini, mangiano tanti, o comunque mangiano soprattutto gli ovini, e da noi è successo al contrario, tanto per complicarci un po' la vita. Evidentemente su tutte queste cose bisognerebbe parlarne molto di più. Le misure di prevenzione funzionano se adottiamo un sistema, cioè mettere una rete e pensare che abbiamo risolto il problema non funziona il discorso di un sistema, quindi pastore, rete, cani e via dicendo. Avevo dei filmati ma vedo che sono già in ritardo, ve li salto, era semplicemente per farvi vedere che una rete funziona. Quali sono le problematiche reali della presenza dei grandi carnivori? Per l'orso sicuramente c'è una problematica di sicurezza in comunità pubblica, e qui ho messo un punto esclamativo. Noi lo sapete benissimo, abbiamo avuto 3 attacchi ad uomo, e questi quindi è la problematica maggiore a cui dobbiamo rispondere, la problematica maggiore sulla quale noi dobbiamo organizzarci. A me va benissimo che l'orso si predi una pecora, faremo tutto il possibile per evitare questo, ma non deve toccare un uomo. E chiaramente poi ci sono i danni. La sicurezza in comunità pubblica l'ho messa con un punto di domanda, ne ha parlato Paolo prima, quindi il lupo è pericoloso? Sì, potenzialmente è pericoloso, però ci dicono che negli ultimi 150 anni non ci sono state aggressioni e via dicendo. Chiaramente poi c'è un danno, ci sono delle problematiche legate ai danni e legate alle predazioni. Una cosa mi premeva, per quanto riguarda l'orso, vi dicevo la nostra esperienza è molto maggiore, e noi abbiamo cercato negli ultimi 2 anni di andare a raccogliere in maniera statistica quelle che sono le interazioni fra uomo e orso. Interazioni fra uomo e orso significa semplicemente quando l'uomo induce a modificare il comportamento dell'orso. Al di là dei numeri, voglio farvi vedere che nel 2010 sono stati 10, ma che abbiamo avuto un attacco e 2 falsi attacchi. Vi assicuro che gestire un attacco di un uomo è una questione che praticamente ti blinda per un'intera stagione più o meno, no? Noi con KJ2 abbiamo passato 3 stagioni in questo modo, e che ti impone di avere un monitoraggio, di organizzare un monitoraggio, ti impone di un'identificazione genetica del soggetto che ha fatto l'attacco, un'identificazione genetica, una riconoscibilità del soggetto nel momento in cui tu lo vai a catturare. Quindi noi dobbiamo catturare l'orso e dobbiamo renderlo riconoscibile, dobbiamo prendere il DNA e mandarlo all'ISPRA o adesso a FEM come facciamo noi, quindi ci dice sì, guarda che quell'orso, che la genetica l'abbiamo trovata sulla persona, la genetica è quella giusta dell'orso che avete catturato, poi possiamo parlare di rimozione. E sulla rimozione voglio dire che io credo sia doverosa in questi contesti, possiamo discutere tantissimo, lo ricatturiamo, lo mettiamo in un recinto, lo abbattiamo, e qui si apre un discorso molto ampio. Vi dico soltanto che le motivazioni che portano all'attacco a un uomo sono delle condizioni di specie, quindi difendere una preda, difendere i cuccioli è una condizione di specie. Tutti gli orsi difendono una preda o difendono i propri cuccioli. È il grado che è soggettivo, come un singolo soggetto, vi parlavo di soggettività all'inizio, il singolo soggetto interpreta queste sensazioni, no? La difesa oppure la paura. Ci sono dei soggetti che la esprimono in maniera un po' più energica. Evidentemente poi sorgono delle domande successive che sono un po', diciamo così, che vanno un po' a condizionare la nostra attività, capire se le reazioni sono crescenti oppure se un soggetto che ha già attaccato un uomo lo farà in maniera più facile e successivamente. La cosa che noi abbiamo fatto, e l'ultima cosa che vi voglio dire, è che diciamo così, abbiamo cercato in qualche maniera di capire quali sono le situazioni più a rischio, quindi femmine con i cuccioli, e di dare un'informazione agli utenti di dove si trovano le femmine con i cuccioli. Questo non significa che in quelle aree che sono i pallini dove ci sono le femmine con i cuccioli dell'anno la gente non deve andare, deve semplicemente andare sapendo che lì può darsi che trova anche un orso con i cuccioli, poi dopo gli orsi hanno le gambe e vanno dove vogliono,
e in quei contesti lì devono adottare delle strategie, diciamo così, dei comportamenti che siano adeguati. Non vi parlo del monitoraggio perché ve ne hanno già parlato, non vi parlo della condivisione di dati e vi dico semplicemente che ho finito e spero di avervi dato semplicemente qualche spunto per ragionare. Grazie a Paolo Zanghellini, dispiace l'abbiamo fatto correre, ma d'altronde la scaletta è fitta. Chiamo adesso il rappresentante del mondo agricolo, Pietro Piccioni, direttore di Coldiretti Veneto. Posso parlare? Sì. Grazie, buongiorno a tutti, grazie a Longarone, grazie alla provincia, grazie a questo ente fiera che ci offre la possibilità. Noi abbiamo avuto tra l'altro all'inaugurazione della fiera anche un momento come Coldiretti su cui abbiamo parlato dei problemi dei selvatici, dei danni dei selvatici, tra cui c'era anche il lupo. Oggi mi trovo a portare il saluto anche dei colleghi delle altre organizzazioni, quindi mi sento onorato di rappresentarli e di rappresentare il mondo degli allevatori, il mondo agricolo. Noi siamo convinti che gli ecosistemi sono importanti, crediamo nella biodiversità, crediamo che tutti gli esseri viventi svolgono un ruolo in questo contesto e quanto più sono complessi, quanto sono più belli, quanto sono più armonici, tanto più sono utili. Per cui in questo contesto c'è anche l'uomo e i suoi insediamenti, parliamo di aree antropizzate, parliamo di aree dove ci sono gli allevatori, parliamo di aree dove è necessaria che si instauri un principio della convivenza. La convivenza porta naturalmente al fatto che le varie parti si devono poter tollerare. Io condividevo la relazione del dottor Molinari, no? Che è l'approccio anche come CAI, ma anche che come fiera e come ente provincia ha voluto dare a questo convegno, che è un approccio asettico, che non è un approccio demagogico, che non è un approccio di pancia e sistemico, perché ogni giorno anche noi ci troviamo molto spesso, no, a dover bilanciare situazioni laddove qualcuno cavalca esternazioni magari, no, da una parte o dall'altra, estremizzando un buon concetto senza affrontarlo in maniera sistemica. Siamo qui per un approccio sistemico, razionale e scientifico, mettendo in evidenza quello che è il problema di un mondo, di un pezzo di mondo che, come diceva il dottor Molinari, i lupi non si stanno estinguendo. Io invece mi sento di dire che gli allevatori sono in grande difficoltà, perché sono ridotti rispetto, se guardiamo nel corso degli ultimi 50 anni, gli allevatori sono diminuiti gli insediamenti, sono sempre più difficile stare in alcune aree e soprattutto non solo viverci, e non per questo a volte arrivano anche dei contributi pubblici per mantenere i nostri in quelle aree, perché se abbiamo questo paesaggio lo abbiamo perché abbiamo queste vacche che ancora vanno in giro, che ancora defecano per il territorio, concimano, che ancora creano quel paesaggio che è una ricchezza non solo per l'allevatore che ne dovrebbe trarre un reddito, ma anche per il turismo, perché insomma se il lupo è bello a vedersi, perché anche il lupo è una parte dell'ecosistema, altrettanto belle sono queste mucche e queste vacche. Solo un piccolo aspetto mi sento di dire, che poi magari vado al sodo perché grandi cose le dette, quando si parla del fatto che no, i danni di un cavallo sulle Alpi sono superiori ai danni del lupo. Il problema di fondo è che gli allevatori hanno il danno del cavallo perché qualche calcio lo dà, il danno del lupo perché qualche preda la fa, il danno del tasso, il danno del cervo, il danno del clima che spesso è inclemente. Allora quando tu sommi tutta questa serie di danni che singolarmente potrebbero anche essere piccoli, perché dicevo mi hanno abbattuto un capo e vabbè che sia, mo te lo indonnizziamo, capito? Ma quando quel capo lo abbatti, quando il latte scende di prezzo, quando magari c'è il tasso che ti fa i danni, quando c'hai i cinghiali che vanno a divertere tutti i pascoli, allora sommi i danni, allora si crea un disagio enorme per il produttore, perché alla fine diventa un dannone, non un piccolo danno se preso singolarmente. Ora, al di là di queste considerazioni, la cosa su cui noi vogliamo riflettere è questa: un approccio, come dicevo prima, scientifico, un approccio da persone razionali che tengono conto di una serie di fattori, come dicevano anche il nostro del Trentino, Zanichetti, se non è Zanichetti, ci vuole un approccio che intorno al quale naturalmente dobbiamo muoverci tutti, ci vuole un piano di gestione del lupo.
il piano di gestione del lupo va a contemperare tutto, bisogna contemperare le esigenze degli allevatori e la presenza del lupo o dei grandi carnivori, bisogna considerare che all'interno di questo contesto un piano va a mettere anche delle risorse, perché noi oggi, da considerare che il Trentino e la Toscana avevano appoggiato quell'ipotesi, no, di piano nazionale di gestione del lupo, il Veneto non l'ha appoggiato, perché dobbiamo pure dire queste cose, che poi è inutile che poi giriamo e diciamo che magari vogliamo sparare qualche palla, perché se questo non è previsto all'interno di un piano di gestione non possiamo neanche usare i dissuasori fondamentalmente a volte, no? Mentre all'interno di un piano è possibile creare monitoraggio, individuazione delle aree sensibili, individuazione magari appunto di quelle che sono anche le risorse necessarie per la prevenzione, mirate per ogni area, perché un piano di gestione nazionale è ovvio che deve poi avere delle connotazioni territoriali, perché la prevenzione su un gregge degli ovini è diversa dalla prevenzione sui bovini. Noi abbiamo bovini al pascolo, abbiamo piccoli allevatori che stanno in giro, è difficile per esempio contemperare la guardiania notturna. Sono finite le famiglie numerose con 10 figli dove uno lo delegavi, uno per sera gli facevi stare. Ragazzi, allora a questo punto, siccome le vacche ci servono perché producono il latte, perché sono belle a vedersi, perché creano un ambiente, allora per esempio anche in questa ipotesi, qualora stabiliamo in un piano di gestione del lupo il livello di tollerabilità, fin quando arriviamo a quella tollerabilità all'allevatore, per esempio, gli paghiamo un dipendente che fa la guardia notturna. Ragazzi, è un bene collettivo, il lupo, se è collettivo bisogna gestirlo come tale. Dopodiché è ovvio che nel piano di gestione del lupo, è perché già in Francia lo stanno già attuando, perché in Francia oggi c'è un piano attuale, io qui ho tutta una ricerca e tutto quello che stanno facendo, lo hanno fatto prima di noi, quindi siamo in grado di farlo anche meglio secondo me. Alla fine questo piano prevede anche, in deroga all'articolo 9 della Convenzione di Berna, anche il fatto di poter fare il prelievo qualora fosse necessario. Considerato quello che diceva il dottor Molinari, che c'è un livello biologico sostenibile e un livello invece biologico, cioè tollerabile, per cui quando arriviamo a quello tollerabile ci sono altre operazioni da poter fare. Allora, intorno a queste considerazioni, insomma, e poi vado a chiudere, noi siamo per un piano di gestione del lupo, siamo per contemperare un percorso chiaro col mondo della ricerca, col mondo della scienza, col mondo, e in modo tale da poterlo fare la cultura della convivenza, perché c'è una cultura convivenza, ma la cultura convivenza si crea anche con gli SCEI. Allora, quando ci sono i danni bisogna pagarli subito, immediatamente, danni diretti e indiretti, ma anche nell'immediatezza. Spesso noi registriamo in Italia, dico, non voglio parlare del Veneto su cui stiamo anche migliorando su questo aspetto, però insomma sono lenti, arrivano tardi, allora bisogna dare le risorse giuste, bisogna aumentare anche in questo caso le risorse, perché il danno è un danno anche psicologico, cioè vivere col patema d'animo che ogni giorno ci può stare una vacca che viene sbranata o che il figlio esce dalla strada, capite, è tutto naturale, però insomma non è una cosa così scontata, non è una cosa che avviene a qualsiasi cittadino, perché nel momento in cui abbiamo visto che qualche passante, qualche turista ha visto il cerbiatto sbranato, qualcuno si è posto il dubbio, ma di chi l'ha sbranato, ma noi lo guardiamo ogni giorno questa cosa qua. Allora a questo punto, ecco, è un po' questa, un po' la filosofia, il life motive. Noi presenteremo anche un documento, se caso congiunto, alla Regione affinché la politica faccia delle scelte intelligenti, tecniche, delle scelte di alto profilo, che non vada a sentire tutte le varie fazioni, ma che tenga conto di contemperare le esigenze degli allevatori con la presenza eventualmente dei predatori, che è un fatto anche naturale che ci debbono sussistere. Però noi dobbiamo essere posti in condizione che qualora le guardie devono intervenire con dissuasori o che devono riabbassare la soglia, possiamo intervenire, perché non è possibile non concepire anche questa possibilità. Allora, intorno a questo noi penso siamo tutti convinti che, come ripeto, l'ecosistema è importante, tutti gli esseri viventi sono importanti, l'importante è creare questo equilibrio, qualora si scombina l'equilibrio bisogna intervenire. Grazie. Chiamo ora Raffaele Riposi, rappresentante del mondo venatorio, cacciatore zona Alpi. Buongiorno a tutti anche da parte mia. Oggi per me è un momento importante perché nella fiera della caccia e pesca in natura ci troviamo veramente miscelati tra cacciatori e ambientalisti, per il termine, perché oggi, guardando le facce presenti,
E per me questo è un momento veramente importante, perché noi cacciatori possiamo veramente dialogare con i cittadini tutti e in particolar modo anche col mondo ambientalista. A me per questo fa veramente molto piacere che siate presenti, e mi fa ancora più piacere oggi che non abbiamo gli, tra virgolette, animalisti là fuori che fanno casino. Ecco, scusate. Io oggi rappresento, qui sono delegato a rappresentare il mondo venatorio, in particolar modo i distretti venatori, le riserve alpine, che saluto i loro dirigenti, e veramente sono contento che anche quest'anno siamo riusciti ad effettuare la 23esima festa del cacciatore. È una festa veramente importante per noi, ma non solo per il mondo venatorio, ma anche per tutto il tessuto sociale di questa provincia. Volevo ringraziare ovviamente la provincia in primis con Franco De Bon, con i suoi dirigenti nuovi e vecchi, che vedo qua presenti, tutto l'apparato, diciamo, lo staff della provincia, che ringrazio anche l'assessore Pan che è appena arrivato da parte della Regione Veneto con i suoi dirigenti, che abbiamo visto prima la dottoressa Calderola che ha fatto la sua esposizione. Ringrazio moltissimo il CAI con i suoi collaboratori, con Berton, con Beppi, che ci hanno dato questa opportunità, che è stata un po' loro l'anima, diciamo, trainante di questo convegno. Ringrazio la presenza degli alunni, o meglio degli studenti, dei ragazzi dell'Istituto Agrario di Feltre, perché potrebbero essere i prossimi ricercatori, il futuro quindi che va avanti sulle tematiche ambientali di questa provincia, che sono tematiche importantissime, che devono essere affrontate da un punto di vista scientifico, sempre di più da un punto di vista scientifico, ma non per singoli comparti. Quando parlo del bosco voglio parlare di tutto quello che sta all'interno del bosco, di tutto quello che vive e quello che l'uomo può trarre da questa bellissima risorsa che è il bosco e la fauna che noi abbiamo, ricca, e anche un patrimonio, diciamo, ambientale veramente invidiabile da tutto il mondo. Quindi assieme agli alunni ringrazio anche ovviamente i professori e anche i dirigenti dell'istituto che sono presenti. Questo mi fa veramente molto piacere. Dicevo prima, e voglio ringraziare di nuovo, tutti i soci delle riserve alpine. Io spero che questa festa diventi un momento dove tutti i soci delle riserve alpine facciano una passeggiata con i loro familiari, con i loro amici e con i loro bambini, magari anche in tenera età. Venendo a quello che è il tema di oggi, io non ho molte cose da dire. I relatori sono stati molto importanti, che ringrazio anche loro, e ci hanno dato delle buone, più o meno buone, credo buone, indicazioni su come noi possiamo relazionarci. Il mondo della caccia non entra molto in merito alla tematica, se non per dire che è una tematica che va gestita, non abbandonata a se stessa, va gestita in un contesto antropizzato, va gestita attraverso monitoraggi, attraverso momenti di gestione di questo predatore, parlo del lupo ovviamente, che un po' ci preoccupa, forse un po' di più che ci preoccupa. Certamente preoccupa molto di più, come abbiamo sentito un attimo fa, quelli che sono gli agricoltori, i piccoli allevatori, gli appassionati che subiscono perdite a volte veramente molto gravi per se stessi. E quindi, tornando a noi cacciatori, io credo che sì, certamente il lupo, le sue prede sono gli animali selvatici, anzi dovrebbero essere gli animali selvatici. Ci preoccupa il fatto che magari in un contesto dove noi cacciatori da tanti anni abbiamo lavorato per raggiungere questi livelli di ungulati nel territorio provinciale, un livello penso invidiabile da quelli che sono gli abbattimenti, da quelle che sono le qualità che vediamo e analizziamo nelle mostre dei trofei, un livello importante che non vorremmo che dovesse subire grandi perdite per una non gestione di un altro animale predatore che si trova a lavorare, a predare in un ambiente antropizzato. Questa è la nostra preoccupazione.
Certamente noi siamo, come cacciatori, disponibili, se chiamati, dalla politica, da coloro che sono chiamati a gestire questa questione, saremo presenti nel fare i monitoraggi, nel partecipare comunque come lo facciamo oggi per tutto quello che è l'ambiente, quello che è il patrimonio faunistico che abbiamo portato anche noi in avanti in questa provincia, per far sì che ci sia una gestione tecnico-scientifica anche su questo predatore e sugli altri predatori che stanno arrivando, proprio per permettere da un lato il godimento di quella che è la fauna sul territorio provinciale, ma anche un godimento che possa essere tollerato, come diceva prima Molinari, da tutti i cittadini di questo territorio. Io ho finito, siccome siamo lunghi coi tempi, vi ringrazio ancora e vi auguro una buona giornata e arrivederci alla festa del cacciatore. Allora, buongiorno, io sono qua a rappresentare il mondo ambientalista. Non è facile perché il mondo ambientalista è un arcipelago di sigle, come mi sembra però anche un po' il mondo dei cacciatori. Un arcipelago di sigle, quindi qualcosa che io potrei dire adesso magari può andare bene a alcune associazioni e potrà andare bene male per altre. E quindi parlo senza nessuna sigla. Per il mondo ambientalista il ritorno del lupo è visto indubbiamente come un fatto positivo. Leggo, scusate perché voglio stare nei tempi, se no altrimenti rischio di sforare. Un alimento che va a ripristinare l'originaria catena alimentare degli ambienti alpini e che tende a controllare la densità degli ungulati che in alcune aree sempre più vaste stanno alterando gli equilibri degli ecosistemi. Il caso del Cansiglio credo che sia classico. Mi ricordo i primi anni '80 quando vidi le prime tracce di cervo in Cansiglio. Non avrei immaginato che solo in pochi anni avrebbe raggiunto delle densità tali da costituire un pericolo per la foresta. La sua consistenza è venuta tale tanto da ridurre soprattutto quella che è la fascia vegetazionale arbustiva, quindi cespugli, lamponi, mirtilli. E su questa fascia vegetazionale trovano rifugio, alimento e nidificazione molte specie animali, dai micromammiferi, uccelli granivori, uccelli insettivori, e comprese specie di particolare preso che sono state nominate anche prima, i tetraonidi, che trovano proprio nel sottobosco le loro risorse. Quindi la densità del cervo in Cansiglio ha ridotto notevolmente quella che era praticamente la consistenza e la distribuzione sia del gallo cedrone che del francolino. Ma l'eccessiva presenza del cervo ha creato anche danni economici. Se possiamo pensare che il Cansiglio praticamente si può dire sia un ventennio che non c'è una rigenerazione d'alto fusto proprio per l'eccessiva presenza di cervo e non sono un tecnico forestale ma posso immaginare che sono i migliaia di metri cubi di legname che non sono cresciuti in questi 20 anni, che quindi non potranno essere tagliati, non potranno essere utilizzati. Senza parlare poi dei gravi danni che sono stati già accennati che fa il cinghiale a pascoli e a culture agrarie con la recente espansione. Vi è però anche il rovescio della medaglia. Io vado un po' anche ovviamente a ricalcare un po' argomenti che sono già stati trattati parlando per ultimo. E il rovescio della medaglia è quello appunto della predazione sugli animali domestici. Il lupo, come abbiamo visto, è un animale opportunista che come noi vuole ottenere il massimo risultato con il minimo sforzo. Quindi risulta per lui più facile predare delle pecore incustodite che rincorrere un veloce cervo o affrontare un combattivo cinghiale. Questo ovviamente è motivo di conflitto e difficile accettazione da parte del mondo degli allevatori, che vedono appunto nel lupo un ulteriore elemento che va ad aggiungersi alle già gravi difficoltà che devono affrontare. Il lavoro degli allevatori, come è già stato ricordato, è però anche essenziale per mantenere biodiversità, con la conservazione di prati e pascoli altrimenti improduttivi e che se non utilizzati appunto a pascolo diverrebbero ben presto anche loro ricolonizzati dal bosco. È necessario quindi che venga messe in atto quelle strategie e opere di difesa per il bestiame domestico. Questo comporta ovviamente dei costi aggiuntivi e aggravi di lavoro da parte degli allevatori, che devono quindi venire sopportati anche economicamente, oltre ovviamente ad avere risarciti i danni che subiscono da questi grandi predatori.
Però credo che sia anche giusto, e credo sia stato anche ribadito da chi mi ha preceduto, che visto anche gli aiuti e le risorse pubbliche che vengono date agli allevatori, da parte loro ci deve essere, se non altro, il dovere di provare a mettere in atto questi mezzi. Cioè non si può solo chiedere il danno e non aver fatto nulla per cercare di tutelare i loro animali. Poi ovviamente la cosa, come si diceva, è complessa ed ogni zona, ogni punto ha le sue caratteristiche, però bisogna tendere almeno a provare a arrivare a questa soluzione. Per il mondo velatorio, una parte del mondo velatorio, abbiamo visto, ci ha detto prima Paolo, non è proprio contrario al lupo, una parte è contraria, perché vede ovviamente un antagonista nella caccia. È utile però, credo, ribadire che caprioli, cervi e cinghiali non sono un allevamento privato, cioè non sono proprietà dei cacciatori, sono una proprietà collettiva. E quindi i cacciatori hanno il diritto ovviamente di fare i prelievi nei modi, nei tempi e nelle specie consentiti dalla legge, ma questo deve avvenire in subordine a tutti gli elementi dell'ecosistema. Quindi questi prelievi devono essere consapevoli anche praticamente del lupo, quindi devono comprendere in questi prelievi anche appunto il lupo. Il cacciatore moderno deve considerarsi quindi alla stregua di un amministratore che non gestisce denaro pubblico ma gestisce fauna, e lo deve fare, io credo, non solo nel suo interesse ma nell'interesse principale, che è quello della collettività. Cioè il cacciatore praticamente, amministrando animali selvatici, amministra una proprietà collettiva, e quindi deve sapere che ha questo compito molto importante. Il lupo può costituire poi un fattore negativo per la presenza turistica. Indubbiamente alcune persone pensano che il lupo possa rappresentare un possibile pericolo per la loro frequentazione degli ambienti naturali e magari disertare zone dove il lupo è presente. Ipotizzando però che fra qualche anno è probabile, possibile, che tutte le Alpi siano nuovamente ricolonizzate dal lupo, ovviamente un'area non sarà più preferenziale rispetto a un'altra, perché saranno tutte nelle stesse condizioni. Io credo però che il lupo possa anche rappresentare una risorsa turistica. Un esempio è il Parco Nazionale d'Abruzzo, che conta oltre 1 milione, solo il parco, che poi non è grandissimo, 1 milione di visitatori all'anno, e molte persone ci vanno proprio nella speranza di vedere il lupo o l'orso. Il tema più controverso da parte del mondo ambientalista è senza dubbio l'accettazione della gestione del lupo. E qui forse anche una parte di questo conflitto. Dal punto di vista tecnico-scientifico, se siamo in una situazione di completa naturalità, il lupo non ha bisogno di controllo, si autocontrolla da solo come altri grandi predatori. Bisogna considerare però che ci sono situazioni particolari, come nel caso di esemplari ibridi, che potrebbero compromettere la genetica del lupo, comportamenti anomali, marcata attitudine di taluni soggetti a predare animali domestici, o perdita di timore nei confronti dell'uomo, cosa che potrebbe comportare localmente forti ostilità ed apprensione delle persone. Queste situazioni, se non gestite anche con prelievi effettuati dagli enti preposti, potrebbero quindi sfociare in atti di bracconaggio di cui ne pagherebbero le conseguenze non solo i lupi, ma anche sicuramente anche altri animali. Su queste personalmente ritengo che anche da parte del mondo ambientalista non dovrebbero esserci né tabù né veti nella gestione e nel prelievo di eventuali esemplari di lupo. Uno degli elementi principali per l'accettazione e l'auspicata convivenza col lupo si giocherà comunque con la comunicazione. La stampa in questo ha un ruolo fondamentale che può risultare positivo se le informazioni sono obiettive, documentate e non di parte, ma può incidere negativamente se il messaggio vuole creare volutamente allarmismo e apprensione nella gente, sperando magari di vendere qualche coppia in più. Titoli a sensazione o notizie del tipo tali: il lupo sbrana capriolo, il lupo uccide ancora, visto che poi non è una notizia perché è la sua naturalità, non informano e non aiutano neanche a capire qual è il fenomeno innato della colonizzazione del lupo. Sarebbe quindi auspicabile che la stampa potesse avere un rapporto preferenziale con gli enti che gestiscono la fauna, in modo da pubblicare informazioni verificate e documentate da personale praticamente esperto e professionale su questo argomento.
Oggi penso ci siano le risorse, i mezzi, le condizioni anche culturali per poter convivere col lupo. Credo anzi, se si riuscirà a proteggere in modo efficace il bestiame domestico, esso possa divenire pure una risorsa economica, anche solo facendo abbassare i costi che gli enti pubblici pagano per i danni della fauna selvatica, che risultano per la stragrande maggioranza dei casi a causa degli ungulati. Cioè, se noi abbiamo 100.000 euro di danni di lupo e non abbiamo le recinzioni per proteggere, se riusciamo a proteggere praticamente e far scendere a 20.000 euro che i danni, è logico che il lupo si rivolgerà più agli ungulati e quindi abbasserà il costo totale che gli enti pagano praticamente per i danni da ungulati. Il lupo quindi non lascia indifferente nessuno e ci costringe chi più chi meno a cambiare i nostri comportamenti. Alla politica sta quindi il difficile compito di trovare la giusta mediazione tra le varie componenti di interessi che tende a preservare il lupo e nel contempo garantire il sostegno a quanti vivono e lavorano in montagna. Io ho finito, grazie. Grazie a Giuseppe Torme. Allora il mio lavoro di cane da guardiania ha funzionato perché abbiamo recuperato il tempo perso e dunque posso chiamare per un saluto l'onorevole Roger Demenec. Beh, grazie, molto volentieri porto il saluto. Mi permetto anche di portare il saluto in particolare di Alessandro Bratti, nuovo direttore generale dell'ISPRA, ex collega in Parlamento, e parto proprio da qui e anche dalla giusta intuizione che hanno avuto gli organizzatori di invitare parti teoricamente contrapposte. Perché la domanda, io insomma ho la fortuna di vivere questo momento, questo convegno con 15 anni di esperienza tecnica alle spalle, non politica, tecnica. E la domanda che mi faccio ogni volta che frequentiamo questo tipo di convegni è, e la faccio soprattutto all'amico assessore regionale per le responsabilità, ma la faccio anche a me stesso avendo vissuto 5 anni in Parlamento. È la politica, abbiamo una politica in grado oggi di reggere il peso comunicativo e di mettersi a disposizione della tecnica? Nella gestione faunistica venatoria, nelle dinamiche delle popolazioni, nella nuova concessione della caccia, il centro deve essere la scienza, cioè le cose, il sapere. La caccia è sostenibile se è supportata da grande conoscenza tecnica. È sostenibile anche, come abbiamo visto, lo hanno detto tutti quelli che sono intervenuti oggi, un rapporto equilibrato con l'uomo anche di grandi predatori come il lupo e l'orso. Spesso però, dobbiamo dirlo, il difetto non sta in questi momenti di incontro, non sta nella tecnica, non sta negli organi che da un punto di vista tecnico devono dare le direttive. Come sappiamo, anche in questo caso ISPRA e il Ministero dell'Ambiente, parte tecnica, hanno dato grandi aperture nella gestione di questi fenomeni che si stanno approcciando. Il vero problema è la politica riesce a sopportarli e nella politica metto dentro tutti, e qui non è una questione di destra, di sinistra, di centro, di regione, di Stato, qui è una questione, la politica è in grado di mettersi nelle mani della tecnica per fare delle scelte e garantire la biodiversità? Ecco, probabilmente dovremmo affiancare convegni di questo tipo a convegni in cui la politica si siede molto più dall'altra parte e ascolta la tecnica. Perché guardate che questo tema, insomma, ho sentito parlare dei cervi in Cansiglio, potremmo fare l'esempio, no? Vedo gli amici di Trento, di quello che è successo a Trento, prima, nella relazione di prima, tecnicamente ineccepibile, si è omesso di dire una cosa, quello che è successo da un punto di vista della comunicazione e del consenso rispetto ad alcune azioni. Non c'entra la tecnica, Era tutto ineccepibile, lo sappiamo tutti. Chi ha un minimo di buon senso sa che in quell'episodio era tutto ineccepibile. Eppure la politica va gravemente in difficoltà. Allora qui io do due ricette. Uno, quello che dicevo prima, no? Che a questi convegni ci deve essere la presenza, e io saluto con grande piacere tutti i rappresentanti delle associazioni venatorie e in particolar modo credo l'importanza della presenza della scuola e del mondo della scuola, dell'istituto agrario,
e quindi bene questa contaminazione di mondi diversi dentro questi convegni. Ci dovrebbero essere molto di più la politica, quindi ha fatto bene l'assessore a essere qui con noi e ci vorrebbe tutto il Consiglio regionale e ci vorrebbe mezzo Parlamento, lo dico così ci capiamo, perché altrimenti poi io ho vissuto fianco a fianco con Alessandro Bratti 5 anni e abbiamo la fortuna di avere questo direttore dell'ISPRA oggi, da qualche mese. Probabilmente c'è molto da lavorare anche in sede parlamentare, come nel Consiglio regionale di tutte le regioni. E dall'altra parte è stato toccato da Torme, lo condivido in pieno, il grande mondo della comunicazione, che non può essere superficiale. Vedo insomma la televisione locale qui che giustamente fa le riprese. Ecco, non possiamo banalizzare nei giornali queste cose. E non ci può essere la guerra di chi è a favore del Bambi e di chi è contro il Bambi, perché altrimenti arretriamo da un punto di vista culturale. Queste sono le due grandi sfide e stanno tutto dentro, no, l'insieme fra la politica e la comunicazione. Perché, e chiudo, la tecnica ci dice molto chiaramente cosa c'è da fare. Cioè molto chiaramente, in tutte queste situazioni ce lo dice, ce l'ha detto oggi e quindi con questo sono molto contento di aver potuto insomma usufruire di questo momento di approfondimento, ma lancio questi due messaggi perché altrimenti corriamo il rischio di fare tanti bei convegni, ma poi alla fine le misure che servono, in questo caso quella normale di controllare una specie come dobbiamo controllare in un mondo in cui l'uomo esiste e esiste insieme agli animali. Ecco, rischiamo di fare tanti bei convegni, ma poi di non costruire le norme e le azioni efficaci per dare soddisfazione agli allevatori, a chi visita la montagna, ai cacciatori, in senso generale a tutti quelli che frequentano questi luoghi. Grazie e buon lavoro. Grazie all'onorevole De Menec. Allora concludiamo con l'assessore regionale alla caccia, pesca ed agricoltura Giuseppe Pan che chiude il convegno. Che qui si vede. Buongiorno a tutti, buongiorno a tutti i presenti. Io porto i saluti del governatore Luca Zaia e della Giunta regionale del Veneto a tutti voi, ai relatori di questo convegno, col Diretti che vedo presente col direttore Piccioni, alla provincia di Belluno col suo assessore delegato e naturalmente a tutti i sindaci, amministrazioni, a tutti voi presenti. Anche i relatori che ho sentito in parte qui sia dal punto di vista ambientalistico, sia dal punto di vista dei cacciatori, sia dal punto di vista naturalmente diciamo delle associazioni del territorio. Io saluto intanto le associazioni venatorie perché oggi è la nostra festa. Io da assessore alla caccia della regione ringrazio sempre loro, gli amici della caccia, gli amici della pesca sportiva qui presenti. Ricordo che nel Veneto ci sono circa 44.000 cacciatori e circa 60.000 pescatori sportivi, quindi circa 100.000 persone che sono di tutti i ceti, estrazioni sociali, di tutte le età, persone che comunque sono cittadini che versano le loro tasse, che comunque vanno e spesso in associazioni venatorie e di pesca sportiva che collaborano con le amministrazioni comunali in tante attività sociali, in tante attività ambientali, di pulizia, ad esempio, degli alvei, grazie alle guardie venatorie e guardie volontarie della pesca, magari anche ci danno una mano anche in relazione del bracconaggio, ad esempio, un problema che questo molto, molto grave, qui lo dico all'onorevole De Menec, anche qui una legislazione più seria e più... abbiamo grossi problemi di bracconaggio soprattutto nei fiumi per tanti motivi, forse qui meno, ma vi dico in pianura abbiamo una situazione molto difficile col bracconaggio, ad esempio dei paesi dell'est che vengono a prelevarsi praticamente quasi tutto il pescato. Ma chiuso qui, devo dirvi anche dietro a questo mondo c'è anche una grande economia, un'economia di aziende che oggi sono qui, aziende che hanno addetti, che lavorano, che creano comunque un'economia importante di qualche, penso, centinaia di milioni di euro anche nella nostra regione. Quindi un mondo che magari da una parte viene criminalizzato, da una parte viene così comunque visto in maniera importante. Per me è importante perché, guardate, io che ho fatto
piani di gestione come quello del cinghiale, delle nutrie, stiamo vedendo qui i cormorani, Demenec parlava dell'ISPRA, sì, c'è bisogno di una bella revisione anche politica, cioè noi stiamo vivendo anni e decenni in cui l'aumento di alcune specie è innegabile, specie selvatiche sono in aumento per molti motivi legati ai cambiamenti climatici. Una volta i cormorani, guardate, non neanche esistevano, adesso stanno pulendo i fiumi di tutto. Se voi venite in Canale Grande a Venezia non vedete neanche quasi i gabbiani, vedete che volano i cormorani perfino dentro i canali di Venezia. Quindi tanto per farvi capire solo questo problema. Io stamattina ho ricevuto dal Consiglio regionale una foto di un branco di cervi qui a Cortina, che mi sembrava che fossero in 200 che camminavano. Cioè, si parlava prima del Cansiglio, il problema degli ungulati, dei cervidi. Abbiamo il problema dei cinghiali nel Parco Colli, faccio solo l'esempio di Padova, ne abbiamo grazie ai cacciatori e quindi anche la collaborazione proprio delle associazioni venatorie che ci danno una mano nella gestione. Abbiamo abbattuto 2000 cinghiali quest'anno, che non sono pochi, 2000, e ce ne sono ancora, cioè in aumento. Io ho problemi di questo tipo sull'altopiano dei 7 comuni, ho problemi qui nel Bellunese, nella Lessinia. E quindi senza i cacciatori, e qui lo dico anche pubblicamente, piani di gestione di questo tipo non potrebbero esserci. Chi è che va alla sera, alla mattina, di notte a prendere il cinghiale che magari poi si incidenta con una macchina, diventa anche pericoloso? E quindi la collaborazione con le associazioni venatorie è assolutamente importante. Noi abbiamo anche finanziato dei progetti sia per il mondo venatorio sia per il mondo della pesca sportiva. 350.000 euro abbiamo messo a disposizione per le associazioni venatorie in progetti, ma anche sociali, quindi l'implementazione ambientale, di portare anche le persone con difficoltà motorie, con handicap verso questi tipi di sport, di passioni. Esempio sul lago di Santa Croce qui vicino abbiamo fatto delle piattaforme appunto per la pesca insieme alle associazioni che sono qui presenti oggi a Longarone. Lì abbiamo investito l'anno scorso 1.600.000 euro per le associazioni di pesca, quest'anno 800.000, non c'è nessuna regione che lo fa, non ce n'è una, giusto per dare qualche numero, per capire l'importanza che noi diamo a questo mondo. Ma volevo venire al tema invece odierno, quello del lupo. Il lupo, ma anche altri grandi carnivori che sono, adesso abbiamo anche lo sciacallo dorato, mi dico che arriva dai paesi dell'est, è un animale che è ritornato preponderante anche nelle Alpi per tanti motivi, per molte questioni, probabilmente l'abbandono delle montagne, l'aumento della fauna selvatica, e quindi partendo dalla Lessinia, perché lì abbiamo avuto il primo, ma penso che la Sonia aveva già raccontato la storia ma non ritorno, abbiamo la presenza che si sta comunque espandendo soprattutto sull'altopiano dei 7 comuni, con 2 branchi anche lì, e Massiccio del Grappa e nel Bellunese. Sono 6 branchi che girano per il Veneto, circa quanti? 100 meno 80, quanti sono? 40, 50 dice la Sonia, i cacciatori dicono 150. È come quando c'è la manifestazione del Menec, sai, quando c'è la manifestazione di piazza, allora per gli organizzatori sono 1 milione, per la questura 2000, cioè è la stessa roba, no? Quindi abbiamo i dati, questi tipi di dati che a volte non sappiamo, no? Ecco, noi abbiamo creato in Regione Veneto 2 tipi di azioni, una politica e una tecnica. Ci siamo focalizzati su questo problema soprattutto per quanto riguarda quello tecnico, perché chiaramente dovevamo dare una risposta a molti allarmismi che soprattutto in alcune realtà erano molto pesanti. Abbiamo avuto l'anno scorso circa, ormai è così scuro da ste parti, me l'ho segnato, circa 200 capi predati. Su questi 200 circa 130 sono venuti in Lessinia, gli altri quindi una settantina tra Asiago, Grappa e qui Bellunese eccetera. Quindi vedete, io quando parlo con i miei colleghi assessori della Toscana esempio o di altre parti, in Toscana esempio ci sono stati 2000 predazioni l'anno scorso,
Quindi fenomeno che è appena iniziato, direi, da queste parti. 2000 predazioni non sono poco e hanno naturalmente anche lì allarmato molto gli allevatori, il mondo agricolo. Io sono assessore all'agricoltura e noi che teniamo che le nostre malghe siano ricaricate, che comunque ci sia il pascolo, che questo pascolo dia del buon latte, dia dei formaggi che sappiamo, penso che tenere questa economia in montagna, soprattutto nelle nostre montagne, sia importante. E quindi trovare l'equilibrio tra queste criticità non è così facile. Noi abbiamo messo in campo quel progetto Wolf-Alps che è chiuso, abbiamo finito i fondi l'anno scorso e quest'anno abbiamo acquisito circa 200 recinti elettrici, sistemi di prevenzione sonora, acustica, luminosa, i cani, abbiamo fornito agli allevatori, soprattutto quelli di pecore, perché i cani sono più efficaci per le pecore, circa 13 cani maremmani. Stiamo andati avanti con l'informazione della popolazione, gli incontri con i sindaci, abbiamo messo i nostri tecnici a livello e qui sono presenti il dottor Pernec, la Sonia, ma ce ne sono altri, uno per ogni territorio, per fare appunto informazione, per gestire le criticità insieme al mondo dei veterinari, delle ULS, per anche acquisire poi i dati per gli indennizi e tutto quello che ci va dietro. E quindi poi siamo partiti con una campagna di monitoraggio anche genetica. Noi tutti i campioni, quando abbiamo 225 campioni che sono attualmente, anche l'anno scorso, stati raccolti, perché poi c'è naturalmente il discorso anche qui di un'altra leggenda metropolitana dell'ibridazione cane e lupo, no? Allora sono gli amici di Alessinia che dicono che metà dei lupi siano ibridi col cane, quelli dell'altopiano che dicono ho visto un cane e sembrava un lupo, quelli di Belluno non so cosa dicano, ma anche qui i monitoraggi fino adesso che noi abbiamo fatto genetici hanno escluso l'ibridazione, non abbiamo trovato nessun ibrido. Adesso vedremo questi 225 campioni che arriveranno a momenti, li presenteremo in un convegno a breve che dovremo fare, quindi vi daremo poi pubblicamente anche questi dati. Abbiamo poi, visto che è finito il progetto Wolf-Alps, quest'anno previsto in bilancio 200.000 euro ancora nel bilancio regionale del mio assessorato per l'acquisizione ancora di questi recinti, di questi sistemi di prevenzione. Sono arrivate domande per 600.000 euro da parte degli allevatori del Veneto. Adesso vedremo in assestamento se riusciremo a trovare ancora delle cifre, quindi c'è un grande interesse, quindi il bando è andato bene. Abbiamo previsto 1 milione di euro nel piano sviluppo rurale per l'acquisizione di sistemi di prevenzione e quindi questo bando uscirà a fine qui dell'anno 18. Abbiamo, e quindi anche qui una bella somma a disposizione, abbiamo messo in bando 2 bandi che stiamo facendo, uno con la collega Donazzan, ho parlato proprio ieri col sindaco di Livini al Longo, non so se è qui, Grones, e col sindaco di Selva di Progno. Adesso parleremo col sindaco di Gaglio, che è il presidente della comunità montana dell'altopiano di Asiago. Stiamo valutando il massiccio. Faremo un esperimento quest'anno su 4 comuni in cui la regione, tramite l'assessorato al lavoro, quindi caccia e assessorato al lavoro, noi metteremo a disposizione ai sindaci di questi 4 comuni che dovranno trovare delle persone disoccupate che hanno voglia di comunque trovare un lavoro, è quello della guardiania notturna. Noi metteremo a disposizione dei fondi del lavoro per gli allevatori tramite i sindaci, in cui i sindaci selezioneranno del personale locale e noi pagheremo questo personale perché faccia la guardiania notturna all'allevatore che lo richiederà. È un esperimento che pensiamo possa andare nella direzione della prevenzione anche questo, perché purtroppo noi abbiamo 2 generi di allevamento in Veneto, quello ovino, e voi come sapete le pecore alla sera gli piace stare tutte vicine, quindi è facile recintarle con un recinto elettrico, con i cani, con tutto quello che ci va dietro, però
dove ci sono le criticità in Lessine, altopiano dei 7 comuni e da voi, e dove sono i bovini sparsi dappertutto, perché soprattutto di notte mangiano meglio che di giorno, sono in giro, eccetera. Quindi anche avere un guardiano notturno può essere una prevenzione per i danni da lupo, un guardiano che stia lì di notte, che venga comunque sovvenzionato dal lavoro della regione e può essere a disposizione delle imprese agricole. Questo Piccioni te l'avevo detto e lo stiamo portando avanti come sperimentazione quest'anno, e magari se i sindaci, ma penso che sono stati abbastanza contenti di questo, andremo avanti. Abbiamo un altro progetto importante con l'Università di Sassari, non perché è in Sardegna, ma perché il professore che ha studiato i lupi da tanti anni è lì alla cattedra, che è quello della cattura dei lupi per metterci un radiocollare, soprattutto il capobranco, perché funziona un po' così, no? Il branco dei lupi. C'è il maschio e la femmina che hanno, giusto Sonia, che sono i capibranco, e gli altri seguono. L'idea è quella di prendere il capobranco, metterci un radiocollare e creare quello che è il recinto cosiddetto informatico, cioè con un'app che daremo agli allevatori. Praticamente l'allevatore, che ormai ha smartphone, giusto, avete tutti il telefonino, è possibile vedere dov'è il lupo in quel momento, il branco. Quindi è come una specie di recinto che viene messo con dei sensori, in cui praticamente l'allevatore il giorno sa che magari a 1 chilometro ha il branco di lupi che sta osservando il proprio gregge. Penso che invece di andare a letto quella sera lì, stia lì vicino, magari a stare un po' più attento per allontanare il branco, per fare tutta una serie di prevenzioni che si possono fare. E questo è una cosa molto importante, perché potrebbe anche essere il futuro del controllo della fauna selvatica, soprattutto dei grandi carnivori, perché alla fine sapere dove sono, sapere quali percorsi fanno, perché sapete che il lupo e il branco fanno sempre gli stessi percorsi di caccia, quindi passano sempre per i stessi sentieri, sapere dove sono in quel giorno magari può essere importante. Magari se sappiamo che sono a 100 km di distanza, magari dormiamo più tranquilli. Se sappiamo che sono a 500 metri da casa, magari sappiamo dove sono. Anche per i comuni, cioè anche per i sindaci, sapere, perché poi questo qui potrebbe, i comuni e il sindaco o l'ufficio turistico, sapere dove sono, in modo di avvertire la popolazione, avvertire il turista, e comunque fare tutta una serie di comunque informazioni che possono andare nel senso appunto del monitoraggio. Guardate, queste sono tutte azioni di prevenzione che non possono non essere fatte. La prevenzione, e l'ISPRA ce lo dice bene, ma anche il Ministero dell'Ambiente, senza la prevenzione non si fa neanche il piano di gestione. Attenzione, voglio essere chiaro. Non è che noi possiamo fregarcene e dire non facciamo nessuna attività, perché senza la prevenzione non si fa il resto. Il resto cos'è? È l'azione politica che si diceva prima. Io sono stato in Europa, insieme ho contattato tutti i deputati europei, compresi quelli degli amici del Trentino Alto Adige, di Bolzano, l'onorevole Dorfman soprattutto, che è sul pezzo. Abbiamo chiesto che il lupo a livello europeo non sia più considerato un animale protetto. Attenzione, perché il lupo, rispetto al cinghiale che è cacciabile, rispetto alla nutria che è un animale nocivo, è un animale protetto. Significa che è protetto dalla Convenzione di Ginevra, di Berna, scusate, e quindi che risale al dopoguerra, forse anche prima, dalla Comunità Europea, dalla direttiva Habitat, da tutte le normative nazionali italiane, e quindi è un po' difficile, no? Se non scalziamo questo è difficile che noi andiamo a fare un piano di gestione nazionale. Abbiamo chiesto al ministro Galletti allora di fare questo piano di gestione. Il piano di gestione l'avevano confezionato e io l'ho votato contrario, sono stato uno dei pochi che ha votato contrario, ma insieme all'assessore della Toscana, quindi quei colori politici non completamente differenti. Io sono verde, lui era rosso, quindi non è che c'entra la politica. Per cosa?
perché prevedeva praticamente che le deroghe alla gestione del lupo venissero fra 2 anni, e quindi dall'applicazione del piano, e soprattutto per noi non succedeva assolutamente niente, perché essendo il lupo alpino escluso dal piano di gestione non se ne faceva niente, cioè il piano di gestione di Galletti era solo per i lupi appenninici. Per le Alpi, avevano fatto conto che c'erano 200 quanti lupi in giro per le Alpi, adesso è ancora a uno stadio primordiale, quindi non si può andare a gestire nessun tipo di lupo, cioè vuol dire non prelevarlo, portarlo via, se c'è qualche soggetto pericoloso anche abbatterlo, cioè non si può. E allora io non è che come Regione Veneto potevo essere favorevole a un piano di gestione del genere, perché va contro a quello che ci siamo detti, perché anche questo animale deve essere gestito come gli altri animali, non è più un animale considerato in via di estinzione, anzi è un animale che sta facendo anche parecchi danni. E quindi per questo motivo dico anche all'amico Piccioni, ma anche agli amici che comunque sono adesso al governo, perché questo è un problema trasversale di tutti, bisognerà riprenderlo in mano col futuro ministro, non so chi sarà, ma lì è lo scoglio. Noi lo stiamo aspettando, noi, la Toscana, il Trentino, Bolzano, perché i problemi sono al di là non ci sono confini per questi animali, quindi vanno a destra e a sinistra, ma lì dobbiamo arrivare, come succede in qualche altra nazione, in cui il lupo è gestito, è prelevato, è abbattuto o traslocato. Noi abbiamo fatto un piano di gestione regionale che ci è stato bocciato appunto perché per essere approvato doveva essere approvato quello nazionale, e devo dirvi che nelle commissioni sia ambiente che io sono stato presente, sia in quelle agricoltura, le idee tra le regioni sono completamente diverse. Allora chi ha la presenza di questo animale ancora capisce, ma la Sicilia, la Calabria, la Puglia, dove questo problema non sussiste, o il Lazio, è un problema che non è sentito, quindi non è neanche facile trovare poi all'interno delle commissioni un'adesione, che basta uno che voti contrario e tutto salta, no? Quindi questa è l'azione politica che io spero che il nuovo governo, visto che sono cambiate anche alcune situazioni, anche le sensibilità, possa portare a compimento. Senza il piano di gestione nazionale le regioni non possono fare nulla, che sia chiaro. Ci vuole questo piano di gestione che venga rivisto, e l'abbiamo chiesto, che metta come prima priorità, appunto, si parlava di una percentuale, ma anche comunque tutta una serie di azioni che possano allontanare il lupo da alcune zone vocate all'agricoltura e all'allevamento, e che ci permetta appunto di fare questo, perché altrimenti tutta la prevenzione che vi ho detto prima non servirebbe assolutamente niente. Gli amici allevatori sono disposti sicuramente a controllare il proprio bestiame, a essere più presenti, eccetera, però a un certo punto, quando, come succede in Svizzera, mi dicono, in Francia, un animale particolarmente pericoloso è sempre lì, a un certo punto la soluzione è solo quella. E quindi io aspetterò, e ho detto già coi colleghi delle altre regioni, stiamo aspettando il governo, stiamo aspettando non per scaricare al ministro che arriverà chi sarà, ma comunque per porre le questioni in maniera importante, seria e risolutiva, perché questo dobbiamo arrivare. Se non arriviamo al piano di gestione nazionale, noi non ci resta altro che andare avanti con gli indennizi, che tra l'altro paghiamo il 110%, quindi abbiamo pagati a tutti, non c'è nessun problema, e lì i fondi ci sono, con i sistemi di prevenzione, eccetera. Quindi la parte tecnica fa il suo lavoro, la parte politica avremo bisogno di tutti, sia di chi sarà il governo, delle opposizioni, ma di tutti i presenti anche al territorio del MENEC, quindi noi dovremo far squadra tutti insieme, perché altrimenti una soluzione non si trova, una soluzione deve essere trovata lì. Ecco, io vi ringrazio, vi saluto e vi auguro una buona fiera.